quale impatto questo progetto avrà sul territorio, come viene percepito dalle popolazioni, se come un'opportunità oppure uno scippo del territorio, così come riporta il titolo di questo convegno. Quindi presentiamo e salutiamo subito gli ospiti che gentilmente hanno accettato il nostro invito. Alla mia destra abbiamo i rappresentanti di Galsi, Sara Milanesi e gli ingegneri Antonio Tambuliello e Natalino Remartini. Poi abbiamo gli assessori provinciali Guido Vacca alla pianificazione territoriale, Alberto Pili al lavoro, Carla Ciciloni che attendiamo dovrebbe essere qua a momenti assessore provinciale all'ambiente, il consigliere regionale sindaco di Cornesa Pietro Cocco, i sindacati Roberto Puntu della CGL, Antonio Rossava della CISL e Daniela Piras della WIL, dovrebbe arrivare a momenti, e poi abbiamo il rappresentante del movimento artigiani commercianti liberi Ivan Garau, il sindaco alla mia sinistra del comune di Chiospita di San Giovanni Suergio, il sindaco di Sant'Antioco, attendiamo anche quello di Trattavias. Adesso lascio la parola. Ecco sì, è arrivato, buonasera, è arrivato Vincenzo Tiana di Lega Ambiente, prego. Bene, adesso lascio la parola a Cristian Cardeo, che è presidente dell'associazione Agrius di Spagna, che ha organizzato un convegno e quindi ci spiega il perché di questa iniziativa. Prego. Sì, buonasera a tutti, velocissimo, solo per innanzitutto ringraziarvi per aver accettato il nostro invito, ringraziare tutti i nostri ospiti ugualmente per aver accolto il nostro invito. Noi abbiamo voluto organizzare questo incontro perché riteniamo che sia giusto che se ne parli, sia giusto che la gente sappia quali sono gli interventi che vengono fatti sul territorio. Non abbiamo nessun tipo di preclusione nei confronti del progetto, vogliamo semplicemente farci un'idea e fare in modo che il paese di San Giovanni Suergio e tutto il territorio, ci sono rappresentanti di tutto il territorio, si facciano un'idea di quello che sarà il progetto e di quali saranno i vantaggi e gli svantaggi per il territorio, niente di più. Quindi insomma speriamo che sia utile per questo punto. Grazie. Va bene, grazie. Adesso diamo la parola al sindaco di San Giovanni Suergio, Federico Palma, per i saluti. Prego. Vorrei salutare a tutti brevemente, ricordo come già è stato detto da Cristian prima che questo è un convegno conoscitivo per far conoscere agli abitanti di San Giovanni Suergio che cos'è il gasdotto. Non vogliamo erigerci a poter in questo convegno dire che siamo favorevoli al convegno del gasdotto. Oggi si deve capire che cos'è il gas, quali sono i suoi vantaggi e eventualmente quali sono i suoi svantaggi. Chiedo a tutti cortesemente, perché io sono intercorso alla garante di questa serata, di esprimere le proprie opinioni in modo corretto e sempre educato, pur essendoci sicuramente delle opinioni diverse. Ringrazio a tutti e la presenza. Bene, allora a questo punto, prima di domande, discussioni, dibattiti, direi di dare la parola ai rappresentanti di Galsi. Prima alla responsabile della comunicazione Sara Milanesi, che con l'esposizione del progetto poi stabilirà lei, insomma, di entrare magari nel particolare del progetto, quindi dare la parola ai ingegneri. Prego. Grazie. Io sono Sara Milanesi, ringrazio l'amministrazione comunale per averci invitato a questo convegno, dibattito che ci dà l'opportunità di spiegare nuovamente quali sono le caratteristiche di questo progetto importante per Riviera Sardegna e lo consideriamo un progetto fondamentale perché apporterà all'organizzazione di quest'isola. Io sono come responsabile della comunicazione, faccio magari brevemente presentare direttamente i miei colleghi. Io farò poi una panoramica di introduzione generale degli aspetti del progetto che sono gli azionisti, che cosa prevede, poi invece per le parti più specifiche e tecniche lascerò la parola ai colleghi. Io sono Natalino Remartini, sono incaricato per la parte ambientale di tutti i permessi fino all'autorizzazione unica e
quindi sto seguendo questo progetto circa 1 anno e mezzo e lascio ad Antonio Tramugliello. Io sono Antonio Tramugliello, ho seguito ho ordinato tutto il progetto fin dall'inizio e pertanto se ci saranno delle richieste specifiche da fare sono disponibile a poter rispondere. Quindi che cos'è il GALSI? La società GALSI SpA è nata nel 2003 per progettare, occuparsi dello studio di fattibilità e poi della progettazione ingegneristica e speriamo poi della costruzione di un nuovo gasdotto di importazione di gas naturale che dalle coste nord dell'Algeria, attraversando un primo tratto sottomarino, dovrebbe arrivare in Sardegna, nella località appunto di Porto Palmas, poi proseguire con un tracciato di circa 280 km attraversando la Sardegna da sud a nord e arrivando ad Olbia, nella prova individuata attualmente sulla spiaggia delle Saline, da cui partirà un secondo percorso sottomarino e da Olbia raggiungerà Piombino. Gli azionisti della società GALSI SpA sono la società algerina Sonatrach, che poi è la società che possiede e vende il gas naturale. Il primo operatore italiano, il primo azionista italiano della società Edison, che detiene circa il 20% della quota azionaria, l'Enel, che è un altro importante operatore attivo nel settore dell'energia elettrica e del gas in Italia, il gruppo ERA, che è una società dell'Emilia Romagna, una utility attiva nell'Emilia Romagna, e la SFIRS, la società della regione Sardegna, che detiene una quota di circa l'11% della società. La società è nata nel 2003, dal 2003 al 2006 ha sviluppato lo studio di fattibilità. Lo studio di fattibilità è uno studio tecnico che va a verificare se ci sono tutti gli aspetti per poter realizzare tecnicamente questo gasdotto. Questo gasdotto è un'opera molto sfidante dal punto di vista ingegneristico e tecnologico, perché nel suo tratto sottomarino tra l'Algeria e la Sardegna toccherà la profondità sotto il livello del mare quasi tremendamente, che sarà il gasdotto più profondo al mondo mai realizzato. Quindi da un punto di vista tecnico il progetto è sfidante. Tra l'altro è uno dei gasdotti anche sulla parte di terraferma che interessa la Sardegna, forse il più lungo mai costruito, tutto in una volta. Normalmente le costruzioni dei gasdotti fatte da Snam e Gas fanno percorsi fino a un massimo di 100 km, quindi è un progetto molto impegnativo. Ci sono quindi molti 3 anni di studio, sia a mare che a terra, per verificare che questo progetto fosse fattibile. E alla fine del 2006, nel dicembre del 2006, lo studio di fattibilità si è concluso positivamente e nel 2007 la società è partita con le attività di ingegneria. Le attività di ingegneria sono, sia a terra che a mare, sono servite per raccogliere tutta una serie di dati ingegneristici e tecnici per poter progettare l'infrastruttura. Quindi sono state fatte campagne marine a mare, impiegando i mezzi delle navi con tecnologie molto sofisticate per fare indagini fondali, geomorfologiche e geotecniche. Parallelamente sono stati condotti anche delle analisi per quanto riguarda il tracciato a terra per individuare il tracciato migliore. Quindi il 2007 parte del 2008 è stato dedicato a questa attività. Nel 2008 poi, nel luglio del 2008 è cominciato il procedimento autorizzativo presso i ministeri, perché un gasdotto possa essere costruito occorre avere delle autorizzazioni da 3 ministeri in particolare, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e il Ministero dello Sviluppo Economico. Quindi nel luglio del 2008 GALSI ha presentato ai ministeri competenti, a tutti i comuni in Sardegna e a tutti gli enti che sono coinvolti nella passaggio del gasdotto, la documentazione tecnica relativa all'ingegneria e poi allo studio di impatto ambientale, che è uno studio che analizza la compatibilità ambientale del gasdotto di infrastruttura nel territorio in cui è inserito. Questo ha dato via alla procedura. Per illustrarvi come è proceduta la procedura e a che punto siamo, magari lascerei di parlare di Eugenio Martini, che segue proprio questa parte, così partiamo
sono state recepite le prime osservazioni di carattere ambientale che sono giunte o al Ministero o a noi e comunque poi si al Ministero. A tutte queste osservazioni era d'obbligo, ma comunque è stato fatto, perché noi facciamo sempre così, è stata fatta una valutazione e sono state date quelle che si chiamano controdeduzioni, e quindi le valutazioni, se fosse o meno possibile, a secondare queste osservazioni. Il processo ambientale è stato significativamente lungo, perché dal 2008, poi una seconda comunicazione nel 2009 e il decreto ambientale a firma congiunta dei due ministeri, ambiente e beni culturali, alla data del febbraio di quest'anno. Ultimata la parte ambientale, si è iniziato a lavorare noi, perché ovviamente il Ministero dell'Ambiente con il suo decreto ha dato il benestare ambientale, ponendo però, diciamo, come condizione un numero notevole di prescrizioni, circa una settantina di vario tipo, fase di progetto, fase di realizzazione, supporto di realizzazione, eccetera. Ora, una parte di queste sono state assunte già nel progetto definitivo che è stato pubblicato il 25 di luglio e diciamo assieme al progetto sui siti informatici, perché oggi la procedura è questa, non è possibile averne un'altra, sui siti informatici, sugli applicatori informatici di ogni comune sono stati pubblicati l'avviso generale, le particelle di terreno interessate e accessibile sul sito informatico di ogni comune i nominativi dei vari proprietari di queste particelle. Ovviamente la pubblicazione sui giornali con il diritto, 20 giorni di pubblicazione, 30 giorni per l'osservazione, che sono scadute in 12 presi. Quindi diciamo che noi abbiamo ricevuto qualche osservazione di modesta entità per quanto riguarda le singole proprietà, qualche diciamo precisazione che magari il capofamiglia era morto, adesso i proprietari sono diventati figli, eccetera, eccetera, però diciamo che questo no. Assieme a questa procedura che riguarda, diciamo, i privati, la pubblicazione è servita anche, e la trasmissione della relativa documentazione, affinché tutti gli enti interessati e le amministrazioni interessate avessero gli elementi definitivi di progetto, in modo che potessero dare al Ministero dello Sviluppo Economico, perché il Ministero dello Sviluppo Economico è il titolare di questa procedura, dovrà lui dare l'autorizzazione unica, in modo che ogni ente, ogni amministrazione potesse far pervenire le eventuali osservazioni, pareri, in particolare i pareri, in modo che il Ministero dello Sviluppo Economico abbia la sensibilità di quando sia il momento maturo per convocare la conferenza di servizi, che è quella che determinerà a opinione, a giudizio prevalente se l'opera sarà o meno approvata. In questa conferenza di servizi risolto il problema delle servitù, acquisiti i pareri da parte di enti e amministrazioni, il Ministero dello Sviluppo Economico, tramite il responsabile procedimento dottoressa Cecere, farà la proposta alle due regioni di esprimere la loro intesa sul progetto. Le regioni ovviamente possono in quella sede dire quello che hanno intenzione di dire, riservandosi, per questo avviene normalmente, il tempo necessario per formalizzare con delibera di giunta questa intesa. Ovviamente possono esprimere già i concetti fondamentali, le condizioni, eccetera, eccetera, già in quella sede, oppure si riserveranno di farlo in un successivo tempo. Il decreto finale uscirà solamente quando le due regioni interessate esprimeranno poi l'intesa per questo. Quindi è un'intesa che si usa dire di carattere forte,
cioè senza l'intesa del Ministero delle Regioni, il Ministero non può emettere questo decreto. Direi, fatta questa fotografia, quindi diciamo questa conferenza di servizi potrebbe essere convocata, quindi la data precisa non si sa ancora, in modo che sia celebrata entro novembre, orientativamente. Diciamo che per il decreto bisogna poi aspettare qualche mese, perché poi c'è tutto il giro dei verbali, l'approvazione dei verbali e soprattutto, come dicevo, l'acquisizione dell'intesa. Diciamo primavera, l'intesa e il decreto. Così ad agio, insomma, orientativamente, tanto per dare un'idea. Speriamo che sia l'inizio della primavera. Non è finita però, perché prima di poter dare il primo colpo di piccone, la prima cucchiaiata di ruspa, la prima bennata, bisogna sviluppare il progetto esecutivo. Il progetto esecutivo deve integrare tutte le prescrizioni fatte dai vari ministeri e questo progetto verrà sottoposto a una verifica di congruità da parte del Ministro dell'Ambiente e comunque diciamo di chi ha espresso quella prescrizione. Quindi questo è il meccanismo, quindi purtroppo questa fase, cioè di acquisizione a livello di progetto esecutivo di tutte queste prescrizioni non sarà una cosa brevissima, perché sono le cose molto impegnative che sono state richieste, ci vorrà del tempo, non lo so quantificare oggi, andiamo avanti diciamo trimestre per trimestre e diciamo una volta fatta questa fase, ripeto, ritorno al Ministero dell'Ambiente per diciamo questa verifica di ottemperanza, si chiama correttamente, in maniera precisa. Quindi solo allora si potrà iniziare. Fatto salvo poi ci sono alcune cose particolari, tipo le ferrovie hanno bisogno del loro linguaggio particolare, le strade hanno pure, i geni civili pure, eccetera, eccetera. Tutte queste cose verranno richieste man mano che viene prodotto il progetto esecutivo, in modo che tutti questi enti avranno a loro disposizione il progetto esecutivo e potranno esprimere su nostra istanza il nulla osta che però è già stato parzialmente anticipato da alcuni già fatti, da altri prima della conferenza di servizi, con un parere preliminare positivo. Io mi fermo perché non voglio complicare di più la previsione di quello che si chiama permitting, di tutti i permessi necessari, però penso di avervi dato un colpo d'occhio sufficiente per capire la complessità del procedimento. Grazie ingegnere Martini, non so se vuole intervenire anche l'ingegnere Tamburello per come preferite. Prego. Cosa succede se Giovanni Sueti? Sì, prego. Sì, forse l'ingegnere Tamburello può rispondere alle domande specifiche, esatto, perché lui si occupa dell'ingegneria, del progetto, quindi può dare delle informazioni relative al territorio, al progetto in generale, ma sono domande più specifiche, se no Va bene, allora darei la parola al rappresentante di Legambiente, Vincenzo Tiana. Ecco, capire qual è la posizione dell'associazione, anzi diciamo che partirei proprio con la domanda: il progetto convince Legambiente e perché? Ma intanto grazie all'amministrazione di San Giovanni su Reggio per il discorso no, grazie. No, io credo che se siamo a San Giovanni su Reggio sono cittadini del territorio, credo che gara si debba spiegare, cioè fare una zoomata, ecco, cosa succede qui, cioè quando questo tubo parte dall'Algeria, passa sotto il mare, poi arriva in Sardegna, dove arriva, come arriva, e così la gente, credo che questo sia importante da sapere, perché mi pare che è stato spostato dalla prima ipotesi, c'è stato qualche assestamento della zona di arrivo, e quindi capire siamo in una zona appunto, c'è tutto il sistema delle saline, della laguna, e allora è importante capire esattamente, cioè non solo dove arriva ma anche come arriva e come attraversa questo territorio
per proseguire nel resto degli altri 270 km fino ad arrivare ad Olbia. Io spero che di queste riunioni se ne facciano più spesso. Credo che in linea generale più c'è informazione e più c'è partecipazione. Visto che questo metanodotto attraversa, mi pare, 44 comuni in Sardegna, da San Giovanni Suergio ad Olbia, ecco, forse c'è bisogno. Per quello che dico, come associazione noi ce ne siamo già occupati già da 3 anni, abbiamo scritto le nostre osservazioni per un paio d'anni. Allora, in linea generale la nostra posizione è, come associazione ambientalista, è favorevole al metanodotto, fa parte di quelle opzioni strategiche della regione Sardegna di cui ormai parliamo da anni. Cioè, dobbiamo uscire da un certo modo di produrre energia, e dopo quello che sta succedendo in questo periodo, dopo il referendum a cui abbiamo partecipato, o tutti, direi che è ancora più urgente fare quest'opera come transizione, cioè il metanodotto, l'arrivo del gas come transizione verso una produzione di energia dalle rinnovabili, quello che dice l'Unione Europea 2020 al 2020. Parlandone da un convegno all'altro ci stiamo anche avvicinando al 2020, non ci vuole tantissimo. Questo in linea generale. Poi per quello che ci riguarda, diciamo che siccome però è un'opera che attraversa tutta la Sardegna, è necessario da un punto di vista ambientale, abbiamo chiesto nelle nostre osservazioni tutta una serie di compensazioni ambientali, insisteremo perché siano almeno rispettate, perché a cominciare dalla attenzione a questa zona, cioè stiamo parlando delle saline, stiamo parlando dell'attraversamento delle saline, dell'arrivo in una zona appunto che è una zona di grande pregio ambientale, e quindi deve essere fatto tutto lo sforzo per compensare, non solo per minimizzare i problemi ambientali, ma per compensare perché il metano porti un valore aggiunto, sia perché porta il gas ma anche perché migliora l'ambiente. Quindi tutte le opere di miglioramento ambientale che le amministrazioni comunali qui adesso sono interessate, c'è San Giovanni Suergio, c'è Bornesa, c'è Sant'Antio, Cordatavia, insomma credo che tutto il sistema territoriale, ecco, possa presentare queste richieste di compensazione. Però per poter valutare meglio credo che sia importante, ecco, se gli ingegneri ci illustrano meglio come e dove arriva. Sarà semplicemente posato sul fondo del mare senza alcuno scavo di trincea né interramento, per cui tutto sarà appoggiato e diciamo in alcuni punti verranno messi degli accorgimenti per tenerlo mobilizzato sul fondo del mare. Da 10 metri di profondità, come da prescrizioni del Ministero dell'Ambiente, perché inizialmente prevedevamo di interrarlo anche da profondità più elevate, mentre la prescrizione dataci dal Ministero dell'Ambiente l'interramento comincia da 10 metri di profondità. Da 10 metri di profondità fino all'arrivo del golfo di Palmas, in questo caso l'approdo è a Porto Palmas all'interno dello stabilimento delle saline. Quindi questa parte di tubo verrà interrata anche in questo caso adottando delle tecnologie particolari che Gas aveva già studiato, ma che comunque sono state prescritte dal Ministero dell'Ambiente, adottando delle macchine speciali che si chiamano macchine post-binder. Che cosa vuol dire
fare lo scavo della trincea si scava prima la trincea, si appoggia il tubo e poi si ricopre. Con queste macchine particolari il tubo viene appoggiato sul fondo del mare, la macchina si mette a cavallo della tubazione e con delle spazzole scava il fondo sotto il tubo, lo lascia sprofondare, il materiale che viene spostato per scavare dentro del tubo viene riutilizzato, viene filtrato, andato sopra con dei tubicini in superficie dove c'è l'imbarcazione che lo rifiltra, lo pulisce e lo fa riscendere per la ricopertura del tubo. Questo metodo permette di ridurre sensibilmente la larghezza dello scavo di molti metri, per cui resta una larghezza massima inferiore ai 18 metri di scavo. Il tubo viene interrato e poi appunto approda nello stabilimento della Tisale, attraversa le caselle salanti della Tisale, abbiamo già incontrato il dirigente delle saline, abbiamo già accordi per come realizzarlo, per cui isoleremo le caselle salanti, realizzeremo la trincea, ripristineremo tutto come era prima, quindi verranno ripristinati le caselle salanti, in accordo sempre questo con ovviamente gli operatori che lavorano all'interno delle saline per decidere il mezzo di le modalità. In uscita dalle saline della Tisale il progetto prevedeva l'attraversamento della zona umida del Rio Sasso. Ora, qualche anno fa c'erano state delle preoccupazioni e delle perplessità relativamente all'attraversamento di questa politica, che è una zona sensibile dal punto di vista ambientale, anche per la identificazione di specie di altomanno protette, per cui in particolare era stato effettuato uno studio che poi è stato inviato al Ministero dell'Ambiente da parte del naturalista Giuseppe Floris, che ha lavorato in collaborazione con gruppi, associazioni ambientaliste locali, il gruppo di intervento giuridico, se non mi ricordo male, e abbiamo preso in esame quella documentazione inviata al Ministero dell'Ambiente, abbiamo inviato delle risposte, abbiamo rieffettuato degli studi ambientali integrativi su quell'area, abbiamo fatto un sopralluogo con i nostri tecnici, gli ingegneri che si sono occupati della scelta del tracciato, c'era l'ingegner Campuriello, c'erano gli ingegneri di Cyber che hanno realizzato, che hanno fatto la scelta del tracciato, abbiamo fatto con il naturalista dei sopralluoghi nell'area individuata e questo progetto attualmente ha previsto una variante per cui non c'è più l'attraversamento centrale di questa zona umida, ma la circoscriviamo con una variante di tracciato che si porta all'alto marginale per riservare quest'area. In quest'area poi le prescrizioni del Ministero dell'Ambiente, come per tutte le aree sensibili, prevedono un monitoraggio da parte di quelli che sono gli organi, gli enti competenti su questa materia, per cui l'ARPAS e tutti gli enti che dal punto di vista ambientale governano gli studi da un punto di vista di agenzie o organismi all'interno della regione che sono preposti per questo, che ovviamente ci daranno delle prescrizioni relativamente ai periodi in cui effettuare questi lavori, all'utilizzare una pista di lavoro ristretta, normalmente di 30 metri di lavoro, in 30 metri l'area occupata come cantiere per la cosa della trincea, per le aree più sensibili è prevista una riduzione di questa pista di lavoro a numeri minimi, semplicemente per proprio l'incontro del mezzo che deve passare fino a 18 metri e poi farli in periodi in cui non nidificano comunque più consoni per arrecare il danno possibile, ridurre, sono stati fatti studi sul rumore per ridurre il rumore dei mezzi impiegati, per cui è stata fatta tutta una serie di aggiunte di studi ambientali per cercare di impattare il meno possibile. In uscita da questa zona umida poi il tracciato prosegue in aree agricole, la percorrenza totale nel comune di San Giovanni do Suerte credo sia di una decina di chilometri. All'interno del comune di San Giovanni do Suerte c'è anche una stazione di misura e riduzione. Che cos'è? Vorrei tranquillizzare sul fatto che, come leggo più volte in siti dei comitati piuttosto che sulla stampa le volte riportate erroneamente, che si tratta di una centrale di compressione. Non è una centrale di compressione, è semplicemente un'area dove sono presenti
utilizzata per la misura fiscale del gas e per la riduzione della pressione. La misura fiscale che cosa vuol dire? Che praticamente quando il tubo entra in territorio italiano, nel mercato internazionale, ci deve essere un meccanismo che misura fiscalmente quanta quantità di metri cubi di gas entrano e vengono immesse nella rete nazionale gasdotto, per cui ci saranno dei tubi e dei sistemi per misurare la portata del gas. Oltre a questo, sempre nella stessa area sarà presente altre apparecchiature che servono a ridurre la pressione del gas, perché sui gasdotti terrestri il gas deve viaggiare a 75 bar di pressione, per cui la pressione sarà leggermente più elevata, perché provenendo dal mare ha una pressione più alta, per poter avere la spinta per arrivare fino a Porto Palma. In questo impianto verrà ridotta la pressione per immetterla fuori il tratto. Cosa vuol dire? Che non è una centrale di compressione, non ci sarà nessuna macchina che emetterà fumi, non ci saranno emissioni, non ci saranno rumori, non ci sarà nessuna apparecchiatura in funzione per diciamo, comprimere il gas. La decompressione è una cosa che avviene senza emissione di qualsiasi tipo di sostanza in atmosfera. Per cui l'impatto ambientale sarà relativo semplicemente all'incontro di strutture fuori terra che diversamente dai tubi che sono interrati che non vedrete, in questo caso saranno presenti. Ci saranno due edifici da circa 200 metri quadri a un piano e poi una superficie di circa 6 ettari che verrà recintata, in questo caso protetta e diciamo mascherata con della vegetazione adatta per fare un mascheramento principio. Questi sono più o meno gli aspetti generali. Poi magari prima di passare a Totino Tambugliano vorrei aggiungere una piccola cosa rispetto al tratto mare. Ovviamente lo dico nascondiamo, diciamo che in quel tratto mare ci sono delle famiglie di Posidonia. Noi abbiamo interessato, diciamo marginalmente però li interessiamo. In quei tratti la prescrizione del Ministero è che lo scavo, quindi quello che esegue questa macchina di post-parking, sia dell'ordine della larghezza al pezzo superiore di 8-9 metri. Quindi diciamo che sono stati molto rigidi, insomma, quindi si può usare per la macchina e solo la macchina. Quindi diciamo da meno 4, meno 5 quando di battenti, quando può lavorare questa macchina, fino a meno 15, meno 16, dove il tubo viene interrato, dopodiché facendo una nuova analisi di rischio il tubo verrà posato sul fondale marino con ovviamente dei cavallotti per sicurezza e poi viene lasciato. Diciamo che le valutazioni tanto per darvi un'idea in più insomma di quanta Posidonia andremo a interessare, siamo sull'ordine dello 0,6% di Posidonia in Italia. Di questo 0,6% una parte verrà piantumata e una parte e un'altra delle prescrizioni verranno create con un gruppo di studio, professore universitario, Ministero dell'Ambiente, eccetera, eccetera, le condizioni perché possa nell'arco di 6, 7, 8 anni, 10 anni ricrescere, ricolonizzarsi, perché si è visto in per altre strutture analoghe tipo l'approdo del metanodotto in Sicilia che ci possa essere una ricrescita. Va bene, grazie. Io faccio molto. Sì, prego. Io sarò molto breve perché già la mia collega ha esplicitato tutto quanto relativo alla parte delle vasche salanti e la parte del Rio Sasso. Soltanto volevo precisare questo, che noi abbiamo già avuto un accordo con la Tissale per quanto riguarda la metodica di lavoro per attraversare le vasche salanti. Quindi ci siamo incontrati più volte, abbiamo concluso già la metodica da usare, per cui nulla a recepire la preoccupazione che aveva il signore e la preoccupazione giusta, ma che noi abbiamo già anticipato questo discorso per evitare che i fatti negativi. Per cui soltanto avremo per il periodo di 6 mesi la mancanza di produttività di queste 6 vasche che attraversiamo.
oggi non è presente nessuno. Bene, grazie, io ringrazio l'amministrazione comunale, il sindaco per avermi invitato questa sera. Naturalmente rappresento la minoranza del giorno, questo è il nostro onore la responsabilità del governo, bene dire. Tuttavia io credo che per consentire un po' a tutti di intervenire, dirò alcune cose, per inquadrare, dire quello che penso e fare anche qualche riflessione rispetto al progetto. Anche le cose che la dottoressa Milanesi e i suoi colleghi ragazzi hanno detto in maniera molto chiara sia dal punto di vista generale sia dal punto di vista specifico per quanto riguarda la cosa che è San Giovanni Sudicio. Io dico questo, io credo che insomma prima di dire che cosa si pensa e fare le valutazioni occorre sempre fare diciamo così, chiarezza sulle cose che devono essere realizzate e fare un po' di pro e contro, fare delle valutazioni sullo stato in cui ci troviamo nella nostra isola e nel nostro territorio e da questo partire per fare anche considerazioni e naturalmente poi fare delle riflessioni sulle ricadute anche dal punto di vista dell'impatto ambientale, naturalistico, paesaggistico, eccetera, eccetera, eccetera. Io credo questo. La prima considerazione è che la regione Sardegna è l'unica regione in Italia che non ha il gas metano, l'unica regione in Italia. Questo qualcosa significherà? Significa che noi siamo indietro rispetto alle altre regioni dell'Italia, indietro in una condizione nella quale paghiamo l'energia a mesi più cari rispetto a tutti gli altri, sia per quanto riguarda le utenze private, sia per quanto riguarda le utenze industriali. Tant'è vero che questo deficit strutturale, del quale noi discutiamo perennemente, oramai da decenni, perché il deficit strutturale della Sardegna ovviamente radici molto lontane viene da oggi, ma una delle responsabilità maggiori è l'alto costo dell'energia, no? Che discutiamo quando riguarda le fabbriche alle vicine del polo industriale e non solo quello. Per cui il gas metano già da questo punto di vista può rappresentare un'occasione che io credo non deve essere assolutamente sottovalutata, prima ancora di riflettere sulle eventuali conseguenze che questo potrà avere nell'impatto che certamente avrà, no? Quindi con la sua realizzazione sia nel fondamento sia nella disposizione a terra dei cavi della condotta. Dicevo, la Sardegna ha un deficit strutturale notevole che viene da molto tempo, al quale noi dobbiamo mettere mano. Oltremodo, questo deficit strutturale, questa crisi economica che noi stiamo attraversando in questo periodo è anche accelerata, è anche enfatizzata, è ancora più accanita rispetto ad altri periodi perché c'è una congiuntura internazionale che ha crisi da un lato e dall'altro noi siamo molto deboli per affrontare. Poi la giornalista, la signora Iras ha fatto la domanda che cosa pensa la regione, io posso dire che cosa penso io, che cosa penso. Scusa, non ho detto cosa ne pensa la regione, in quanto consigliere regionale immagino che insomma sia corretto di quello che accade in consiglio regionale, riguardo questo era la mia domanda. Posso dire questo, che per quanto mi riguarda, qua bisogna leggere i fatti, quello che sta accadendo. Posso dire che secondo me questa giunta regionale non si è occupata per nulla del problema. È da 2 anni e mezzo, da 3 anni che non si discute più di cosa fare, perché quei problemi devono essere quelli concreti. Sapere se nei comuni arriverà ad avere il gas o se noi siamo soltanto una dorsale, sono soltanto un luogo che presta il suo territorio perché la dorsale che attraversa per 282 km la Sardegna arriva in continente, oppure no. Io penso che non sia così, anche perché sono stati costituiti bacini, 38, la Sardegna per questo progetto è stata suddivisa in 38 bacini, no? Ognuno dei quali è stato, come dire, finanziato, ovvero è stato previsto un finanziamento perché possono essere adattati i lavori per la realizzazione delle condotte all'interno dei vari paesi. Perché noi avremo dei benefici per quanto riguarda le utenze private, si tratta di benefici concreti, perché tra quello che emerge dai dati sulla diciamo così, l'utilizzo del gas metano ci sarà un risparmio di 250 euro per utente, cioè ogni famiglia in Sardegna potrà risparmiare 250 euro, è una cosa importante, ovvero 140 milioni di euro in Sardegna in un anno di risparmio per quanto riguarda le bollette private. Ci saranno 200 milioni di euro di risparmio per quanto riguarda le utenze industriali, ci saranno 150 milioni di euro di risparmio dal punto di vista del conto di energia complessivo di quello che si consuma. Pertanto sono cifre esorbitanti delle quali non possiamo considerare l'effetto benefico che potrà avere sull'economia isolata. Noi tutti dovremmo fare riflessioni di questo tipo. È chiaro che quello che si pagherà sarà lo sconto, loro sono stati molto, diciamo così, chiari nell'esporre quelle che saranno le conseguenze, no? E anche quando dovremo prevedere quello delle forme di compensazione
che possano mitigare l'effetto, diciamo così, della presenza delle cose. Il dottor Tiana, che è qua presente, Legambiente, hanno fatto delle proposte abbastanza complete. Una di queste mi pare di ricordare che possa essere quella che per quanto si consuma di ambiente durante la fase della sua installazione possa essere una contropartita di forestazione. Questa è una proposta molto banale ma assolutamente concreta, ma se ne possono fare 100.000, perché io credo che non abbiamo il dovere di fare questo. Noi stiamo parlando, guardate, perché poi loro hanno detto, stiamo parlando di una rete che parte dall'Algeria e arriva fino a Piombino in Toscana di circa 850 km, giusto? Dei quali tutti divisi per un terzo più o meno uguale, 282, 276, 280 km tra quelli a mare da una parte dall'altra, Mediterraneo del terreno e sulla costa della Sardegna. In questi cambia la dimensione del tubo, parte con 67 cm, 120 in Sardegna, 80 mi pare il Mediterraneo di dimensione di diametro, no? E poi cambia ovviamente la pressione in parte, 75 base, qua sulla terraferma, eccetera, eccetera. Sono tutti i dati tecnici che a noi interessano per quello che possono interessare. E quello che conta è capire i benefici che ci saranno, le contropartite. Io credo, ad esempio, che San Giovanni su Ergio possa svolgere un ruolo importante, e qua siccome ci sono rappresentanti di gas, San Giovanni su Ergio come Sant'Antioco, che sono i comuni che dal punto di vista dell'approdo, dell'arrivo del gas, ovviamente subiscono, diciamo così, l'impatto maggiore rispetto agli altri comuni. Può dire un'altra questione, che chiudo per andare a lavorare. Io credo che San Giovanni su Ergio, come tutti i comuni che saranno attraversati, devono chiedere delle contropartite anche dal punto di vista economico, dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista dei benefici che ne possono trarre. Ovviamente questo non deve essere una cosa che tratta le singole amministrazioni. Credo che l'amministrazione regionale in questo senso debba essere l'unico referente di gas per trattare le cose, anche il del fatto che è una quota percentuale di partecipazione nella società dell'11%, che gli dà diritti ma gli dà dei doveri in questo senso per chiedere delle cose. I comuni devono chiedere alla regione di farsi carico di rappresentare gli interessi delle comunità e San Giovanni su Ergio ha più diritti di altri, come ce li ha oggi ovviamente nel momento nel quale si devono fare queste azioni di professione per non dare completamente i tubi, no? Queste cose vanno fatte, però per fare questo bisogna che ci sia un fronte, non dico unico, perché ognuno ha le sue idee, le sue opinioni, però guardate bene, ci sono opinioni che hanno un peso e opinioni che hanno un altro, io credo, perché tutte devono essere messe nella stessa, tutte naturalmente con pari dignità, sia chiaro, perché ognuno sono tutte assolutamente rispettabili, però poi noi dobbiamo decidere. Noi stiamo facendo scappare un sacco di occasioni e la Sardegna continua a essere una delle regioni l'ultima in Italia per quanto riguarda queste cose del gas. Ma dal punto di vista delle occasioni che ci sono capitate, mi riferisco a carbone verde, la possibilità di stoccare il sottosuolo, di trasformarlo in un'occasione anche questa di fonte di sviluppo, nonostante il carbone non sia quella che guardiamo come sviluppo delle fonti energetiche. Concludo, delle fonti energetiche. Però certamente bisogna capiare che ci sono delle ragioni. Io credo che sul gas bisogna chiudere precisamente con un progetto che va visto, vanno viste gli impatti che questa cosa potrà creare, per un'occasione, perché la Sardegna ha bisogno di infrastrutture concrete, non ci possiamo assolutamente permettere. Quindi a lei, consigliere regionale, non risulta che ci sia un finanziamento o comunque un progetto riguardo al collegamento del metanodotto con le reti di distribuzione di centro urbano, cioè c'è un progetto di finanziamento? Ci sono anche soldi già stanziati. Faccio l'esempio di un bacino che riguarda Cornese, Inglese e Sporto Scuso, no? Per capire sul bacino del quale che conosco meglio degli altri perché l'ho seguito anche direttamente. È stato finanziato 14 milioni di euro per predisporre la rete di collegamento tra la diramazione della Bossara per fare la rete di distribuzione dell'Inglese, a Cornese e a Porto Scuso, che è in appalto. È stato appaltato, ci sono state delle questioni tecniche, anche perché siamo entrati in merito al progetto una volta che era stato definito, per vedere se con le risorse a disposizione eravamo in grado non di garantire soltanto a Cornese, Iglesia, scuso, centri la possibilità di ricevere il gas, ma la possibilità di dare una caleffazione di Nevina, di Nuragifigo e di Parigiano, perché non sono cittadini di serie B, sono cittadini di garanzia. E gas metro. Non venite. Gas metro. Non so problemi. Quindi al momento che ci sarà, diciamo, Quindi praticamente a me non risulta che ci sono. Però nel momento in cui sono state erogate le risorse 2 anni e mezzo fa,
agevolazioni per i paesi e fazioni, quindi noi sardi usufruiamo di questo gasdotto, da come ho capito. E se no non ha senso. Se no non ha senso. Questo di fatti volevo chiedere ai signori del Gazzini, giusto? Quindi noi sardi possiamo stare tranquilli che noi usufruiamo di questo gas. E quando? Allora, cerco di sintetizzare una cosa molto complicata, chiedo solo un attimo di attenzione. Non ci sono più cappelli. Allora, il mercato dell'energia in Italia, quello elettrico, quello del gas è un mercato libero, però fortunatamente abbiamo una severa regolamentazione che garantisce l'autorità. Allora, come avviene tutto il meccanismo per quanto riguarda il metano? Allora, dividiamo in 5 tronconi per capirci. C'è la parte internazionale, quindi chi importa il metano fino al confine del nostro Stato. Okay? Gassi, per esempio, prenderà il pezzo dall'Algeria fino a Portogallo. 1. 2. Il tracciato principale che eseguirà Snarete Gas, il famoso 48 pollici, si chiama rete di trasporto nazionale. Questa rete ha 38 stacchi già progettati, già passati in autorizzazione ambientale, passeranno in autorizzazione poi definitiva al Ministero dell'Economia. Quindi 1, 2, nazionale. 3, bretelle, si chiamano trasporto regionale, bretelle che vanno da questi 38 stacchi alla stazione di decompressione, che ovviamente cercherà di essere baricentrica rispetto alle utenze di questi 38 bacini di cui parlava il consigliere regionale. Ok? Questa di chi sarà competenza? Può essere competenza di Snarete Gas, che se non la realizza nessun altro a cui voi vi rivolgerete con un bando, deve farla Snarete Gas. Ok? Quindi Snarete Gas ha comunque l'obbligo di eseguirla qualora il vostro bando non chiuda questa parte. Questo è un obbligo istituzionale. Quarta parte, la rete di distribuzione, che comprende la stazione di decompressione e tutta la rete fino all'utenza. Questo è competenza del distributore, a cui ognuno di questi 38 avrà affidato la concessione. Questi signori vengono ripagati in parte con diciamo, i soldi che la Regione ha messo a disposizione diciamo, con il finanziamento, e in parte ricevono ognuno di questi per utenze domestiche un quid all'anno, adesso non so esattamente, ma 2 anni fa vedevano 60 euro per ogni utenza all'anno per il servizio di distribuzione. Chi vi manderà la bolletta però è un altro ancora, che è quello da cui comprerete fisicamente le molecole di gas metano, il quale utilizzerà tutta questa struttura per portare le molecole di gas metano da dove vengono prodotte fino a casa vostra. Tutto questo in bolletta viene omogeneizzato perché l'autority garantisce un livello massimo di spesa equalizzato sul territorio nazionale, con delle piccole oscillazioni che sono gli sconti che riuscirete a ottenere da chi vi vende il riciclaggio metano. Chiuso. Grazie. Quindi insomma, farmi capire con la rete di distribuzione dei centri urbani ci potrà essere uno sconto nella... Rispetto a quello che vedete voi sì, ma 25 dunque, io darei la parola all'assessore provinciale al lavoro Alberto Pini per capire insomma la posizione della provincia riguardo a questo progetto. Prego. Ci siamo incontrati diverse volte con i rappresentanti del gas, le cose che oggi hanno detto di massima le conoscevamo già. La posizione è analoga a quella che ha espresso poc'anzi il consigliere regionale Pietro Cocco, che si tratta della conclusione, insomma, che mi sembra abbastanza unanime, che l'arrivo del gas in Sardegna con questa infrastruttura sia senza dubbio un vantaggio. La preoccupazione che abbiamo è che i tempi non erano quelli che al momento in cui si è deciso di fare questa infrastruttura, stiamo parlando ormai di 8 anni fa, ci si è auspicato, per cui anche rispetto alla soluzione del problema
anche del settore industriale, dei settori produttivi, sicuramente i benefici non li potremo avere nel brevissimo periodo. No? Quello che non hanno detto i rappresentanti del gas è che, conclusa la procedura autorizzativa, auspichiamo nel miglior modo possibile, con esito favorevole, c'è un ulteriore passaggio che gli investitori devono decidere se fare o meno questo investimento, dipenderà non soltanto dal fatto che ci saranno le condizioni per realizzarlo con tutte le autorizzazioni, ma da fattori che riguardano anche l'organizzazione del mercato a livello internazionale e nazionale. E questo non so, forse chiederei anche su questo di capire se c'è qualche novità rispetto al momento in cui è stato deciso di fare lo studio di fattibilità dal punto di vista del mercato, perché diciamo noi abbiamo avuto in passato altre opportunità, ce le siamo lasciate sfuggire proprio perché i processi autorizzativi e decisionali erano troppo complessi, c'erano parti di popolazione, associazioni che si opponevano, nel territorio non hanno frapposto gli stessi ostacoli. Oggi hanno dei benefici che noi non abbiamo in questo territorio, che voglio ricordarlo, è il territorio in questo momento la provincia con il reddito pro capite più basso in tutta Italia, con uno degli indici di disoccupazione più alti in assoluto. Per cui sicuramente noi sposiamo la richiesta che da più parti viene, ma ci è stato detto che dovremo discutere di questo con Snan Progetti, che si farà carico della costruzione della rete da Portobotte sino a Olbia. Quello che abbiamo chiesto agli amministratori di gas in tutte le occasioni è che ci risulta anche il comune di San Giovanni Suriello, San Marsilio, poi tutti stanno chiedendo, ma sono d'accordo che l'interlocutore deve essere innanzitutto la regione, che ci siano ricadute per il sistema imprenditoriale locale da parte che questo investimento abbia delle ricadute sul sistema delle piccole imprese, possibilmente che ci sia la possibilità di creare qualche posto di lavoro anche attraverso questo. Grazie. Adesso non so, qualche rappresentante del movimento artigiani e commercianti liberi, prego, chi parla? Molte cose le ho condivise in via di nel senso per caso serve, io sono in gas, però nel momento in cui si passa alla dorsale bisogna averlo chiaro questo, il gasdotto del Calsi fa soltanto 38 diramazioni e vi faccio succedere che noi gas non ne avremo, chiaro che questo concetto deve essere molto chiaro per tutti, e io devo riprendere un concetto forte e dico questo: è possibile che si faccia un progetto, l'Unione Europea, noi diamo il gas a tutta l'Italia, perché poi si mette nella rete italiana a Piombino e lo distribuiamo in tutta Italia, quello che abbiamo anche in Austria, in Germania, però a noi fanno soltanto le valvole di diramazione, tanto per essere chiari per la gente. Voi conoscete il territorio, voi vedete che a Porto Sottaccio c'è l'alta tensione 120.000 volt con i tralicci che hanno gli isolatori, però chiedo a qualcuno dei tecnici presenti in aula, chi di voi si può prendere i potenti per farsi la barba? Diranno, non è possibile, è possibile andare a lanciare per gas. Se noi non facciamo le stazioni di decompressione dai 75 bar con cui passa il gasdotto e non facciamo le stazioni, e non facciamo quello di avvicinamento, fatemi finire perché vorrei giusto il concetto è questo, se non facciamo poi le stazioni con le liga P10.000 e il trasformatore il 220 non abbiamo nessuno, è il primo concetto. Io sono d'accordo con poco, però non bisogna confondere, la gente confonde i bacini, i 38 bacini con il gasdotto. Qua si sta facendo 38 bacini, è come se io avessi un paese, San Giovanni Suriello, io tolgo tutte le bombole e faccio il bombolone all'ingresso del paese, ma quello è legittima
CDM gas metano, ma è il gas naturale. E sto dicendo, guarda, qua c'è la determina, te la leggo. Tu mi devi far vedere sul progetto dove sono le diramazioni. Non ci sono, bisogna dirlo questo, perché altrimenti non ci mettiamo la colpa. Spieghiamo il concetto. No, il concetto è questo, per caso ne vogliamo, ma se non ce lo fanno, è inutile che qui si dica faremo il progetto. Io ho visto soltanto pubblicato l'avviso sul giornale la Repubblica, dove sono i mappani per gli esplodi, non sono serviti, sono esplodi. Chiaro? Perché nel momento in cui viene comunicato l'avvio del procedimento di 306 al 341, poi si va avanti, perché nel momento in cui gli esplodi, che sicuramente di breve spontanea, esattamente come verranno fatti questi esplodi, cioè concretamente una persona ha un terreno, verrà esplodito e in cambio avrà una cosa, come verranno fatti? l'informazione della gente, no, aspetta, qua c'è scritto, la signora, la dirigente della divisione del Ministero usa i termini di esproprio, l'avvio del procedimento di esproprio. Chiediamo. Questo lo so, non bisogna cambiare cazzo, è l'avvio del procedimento. Io sono prestato, però dateci il gas. Ok, abbiamo capito. Questo argomento l'abbiamo un po' chiarito, ma cerco di sintetizzare per non termini legali, burocratici, delle normative, su queste cose utilizzano il termine, la parola esproprio, che nel nostro immaginario collettivo vuol dire proprio letteralmente togliere la terra a un proprietario ed espropriarla. Anche questo termine legale ingloba anche il concetto di servitù. La servitù non è la stessa cosa di esproprio. Il vincolo di servitù con vincolo di identificabilità vuol dire questa cosa, che un signore che possiede il suo terreno dove gli fa statuto per 20 metri da una parte e per 20 metri dall'altra non potrà semplicemente costruire. Dopodiché il terreno non viene né recintato, né impedito l'accesso, né viene impedito qualsiasi altro tipo di attività che non sia la costruzione. Quindi per essere chiaro, se c'erano degli alberi si piantano degli alberi, se c'erano delle sementi si diventano delle sementi, se c'era pasto, qualsiasi tipo di attività. Questa attività nella fase di cantiere, cosa succede? Prima che cominciano i cantieri, ogni singolo proprietario, intanto è stata data informativa sulla pubblicazione sull'altro territorio, tutti non vedono che stare interessati. Questo per ora potevamo fare, perché sono 13.000 proprietari, quindi non potevamo già, ancora prima di avere un'autorizzazione, incontrarli preventivamente, perché è un lavoro che richiederà un anno di tempo. Una volta che il gas avrà ottenuto l'autorizzazione unica, cosa succederà? Che il lavoro, e questo richiederà per un anno, verranno dati degli studi specifici, degli studi tecnici che fanno questo lavoro, quindi vanno a parlare con i proprietari di queste servitù, verranno incontrati uno per uno, verrà concordata la servitù, quindi non l'esproprio di quel tratto di terreno, e verranno concordati tutti normalmente in diagonale gli indennizzi. Gli indennizzi cosa comprendono? L'indennizzo per la servitù, eventuali danni dove ci sono delle attività agricole, che vuol dire danni per quello che viene, diciamo, estirpato, e la mancata produttività, per cui se ci vogliono 5 anni per ritornare in produttività, verranno liquidate anche queste parti con un semplice contratto e verranno bonificati direttamente al proprietario con i tempi stabiliti a seconda di quello che viene definito in questo accordo dal notario. Quindi verranno tutti incontrati uno per uno, ma non ora, non sarebbe logico, perché neanche abbiamo ancora un'autorizzazione, non possiamo andare a parlare con 13.000 proprietari uno per uno, chiederebbe troppo tempo. Però non è un esproprio, è una servitù. Grazie. C'è un'altra domanda. Se il gas lo avremo, è la cosa più importante. Ma lo vogliamo sentire? Facciamo gli interventi. Dottoressa Milanesi, senza cosa, quando la comunicazione Vengo qua e parlo da qua. Allora io faccio scritto che vengono delle cose comunicate per pubblica sul sito dei c'è scritto c'è il microfono, non si sente. Io leggo quello che avete messo in pubblicazione voi, ho fatto un sindaco, so come si fanno gli espropri, non è che ne sto dicendo lo legano conosce anche tante altre cose. è scritto nell'avviso
certificato online sul elenco delle partite soggette a vincolo preordinato all'esproprio coincidente con la pancia della servitù. Me lo vuoi spiegare? La sesta volta. Sempre deve fare il preordinato. Lo so, ma è preordinata l'esproprio, perché se un proprietario non vi può passare, come si fa? Domanda. Io acquisterò un pezzo di terreno sul vostro ragazzo, voi entrerete in una proprietà. Io non sono d'accordo, supponiamo che non sono d'accordo. No, io non sono d'accordo, io non sono d'accordo con io non sono d'accordo, ma io voglio anche. Allora, dunque abbiamo la parola a un rappresentante sindacale. No, vorrei soltanto dire che voglio dare il merito. Sì, però sto leggendo la relazione che ha fatto Lega Ambiente Sappico, che l'ha fatta a dicembre del 2009, dove si dice i potenziali benefici indotti dalla presente potranno effettivamente esplicarsi solo se gli utenti saranno davvero posti in condizioni di poter usufruire di questa risorsa. Allo stato attuale, tuttavia il progetto gas prevede la sola realizzazione della dorsale principale. Non comprende, nella risposta che l'ingegnere non comprende le diramazioni secondarie, ma soltanto la predisposizione di punti di possibile chiedo scusa, un attimo soltanto, ho capito su che cosa, ho capito su che cosa lei vuole fare il punto, però vorrei sottolineare una cosa, che a questo riguardo, quelle sono le sue ragioni, che non è espresso soltanto lei, ma tante altre persone, qua quindi c'è praticamente una posizione locale, adesso per questa posizione locale per le ragioni che appunto dite, il mercato è necessario che sia collegato alle reti di distribuzione del gas, questa è una cosa importantissima e questo deve essere fatto a livello locale mettendovi d'accordo tutti voi, è importante, quindi una posizione ci vuole l'unità del territorio, di fare il territorio tutti insieme, pertanto questo e non dovete rispondere voi, devono rispondere loro, perché se non ci danno di andarci il gas tubo qui non ne passa, capito? Ecco, allora continua a essere questo. Sì. Non spiace la cosa. Adesso posso passare, perché casa mia
se il clima continua a essere questo, è la stessa storia che si ripete nella nostra cultura del no, che no, perdonatemi, ma se io sono accettato non mi amo tronarci, io magari se cultura di mi avete chiesto di intervenire? Sì. No, il signore l'ho già sentito, perché io per la sesta volta oggi, così come il sindaco Cocco, così come il signor Del Gassi, così come Mario Colongio che vedo qui, così come l'ex sindaco Versano, no? Ho partecipato alla presentazione di questo progetto. Ho sentito ancora una volta qui, per me, come dire, 6 volte la stessa cosa, no? Anche se da 2 anni e mezzo, come diceva Pietro Cocco, di questo progetto chi dovrebbe impegnarsi, lavorare, progettare, lavorare per i lavori in questa regione non fa assolutamente niente, perché se non c'è un tubo nel quale attaccarsi, cioè non c'è un tubo con 38 valvole o con 50 o con 5 nel quale attaccarsi, me lo spiegate quale altre possibilità abbiamo di attaccarci e smettere di vivere con le bombole? Perché le bombole le comprate voi come la compro io e 15 litri di gas costano 42 euro. Se prendiamo 40 brava, esattamente quello. Però siccome io rappresento so di, come dire, di urtare qualche cosa e so di criticarne altre. Qui c'è un progetto così come altri, anzi veramente non così come altri, perché è un progetto così importante per questa regione che stiamo combattendo per averlo da 50 anni e per il quale il sottoscritto, come molte persone che sono qui, e vedo anche alcuni colleghi che con me hanno fermato la centrale Enel dove lavoro, in sciopero, perché per averlo questo progetto, per poterne parlare, per poterlo realizzare, questo territorio, insieme agli altri, ha manifestato e lottato. E allora quando si lotta e si riesce ad arrivare a una possibilità, perché l'ha detto bene Alberto Pini, quando anche tutto quel progetto viene autorizzato, poi ci sono modifiche geopolitiche e economiche nel mondo, in Europa e nel Nord Africa, che potrebbero anche portare alla decisione di chi poi i soldi li deve mettere per fare questa cosa, di non farla. Io vorrei esprimere questo dubbio e vorrei, come dire, che questo dubbio fosse un po' comune, perché io non sono sicuro che questo progetto fra 1 anno e mezzo possiamo mettere il picco per metterci la prima pietra, ma neanche fra 2 anni, fra neanche 3, perché quando sarò sicuro di quello, così come probabilmente è sicuro qualcun altro qui e da altre parti, allora probabilmente anche io mi metterò a fare il +1 per chiedere qualcosa in più. Ma per adesso noi questo non ce l'abbiamo come opportunità. È un'opportunità sulla quale io mi schiero perché ho lottato per averla, non perché mi schiero che mi piace il progetto che porta il gas. Il gas sta lavorando per un progetto per il quale noi abbiamo lavorato da tantissimi anni e che probabilmente, guarda, ho sentito un'intervista del Presidente della Regione che non sapeva che c'erano 38 allacci possibili, quando queste cose ci sono nel sito della Presidenza della Regione, nel sito internet della Regione ci sono tutti i documenti di questo progetto, tutti, e l'ho sentito io alla radio, così come l'hanno sentito altri, non sapere di che cosa stava parlando, anzi dicendo cose diverse da quelle che sono nella realtà. E allora la responsabilità non è solo del gas che lo deve realizzare, no, non finisce lì, la responsabilità è anche nostra e di tutti quelli che devono mettere in condizione, devono ottenere quello che
migliori condizioni. Su quello sono in linea con altre persone, con altri interventi che ci sono stati oggi, a partire da quello dei legamenti. Noi abbiamo necessità che quell'opportunità che può dare lavoro, quel lavoro che questa terra manca, abbiamo 40.000 disoccupati, che può darlo, non che lo darà, ma senza quell'opportunità, perché si tratta di opportunità, non si tratta di certezze. Senza ce l'abbiamo quell'opportunità, ce l'abbiamo la condizione non per far marciare le fabbriche a Portovesme, perché è un'idiozia questa qui. Mi scuseranno i componenti dei gas, gliel'ho detto anche l'altra volta nella presentazione a Portoscuso. Per far marciare le nostre fabbriche energivore serve energia termica ed elettrica a basso costo. E il gas in quella condizione non produce l'energia a prezzi che possono far competere quel tipo di produzione, ma possono dare opportunità di far lavorare le nostre terre, quelle che lavorano da altre parti, qui in Sardegna, perché il gas da altre parti ce l'ha. E quello è un fattore economico fondamentale, così come tutte le altre infrastrutture che ci mancano. Chiudendo, la competitività del territorio con i trasporti per il turismo, perché se non ci saranno i trasporti, se non ci sarà la stazione all'aeroporto di Cagliari, qui il turismo non cresce. E allora pensiamo anche di fare alberghi, non 5 stelle perché non ne abbiamo neanche uno, e non ci andrà nessuno. Così come non potrà rinascere l'industria che è energivola, così come quell'industria energivola non si potrà accompagnare con altra possibilità di lavoro, perché noi stiamo combattendo per il lavoro. Siccome io rappresento lavoratori e quelli che vorrebbero essere lavoratori, perché questo territorio, lo ripeto, forse non entra questa cosa, 40.000 iscritti ufficiali ai centri di servizi per il lavoro non sono un pensiero, sono lì e sono reali. E i nostri ragazzi, la nostra gente ha smesso anche di portare via la residenza quando va a lavorare fuori, cioè non emigra più, si è fermata da un anno e mezzo anche l'immigrazione, perché la crisi che c'è qui comincia a esserci anche fuori, e fuori si fa per mandare un tozzo di pane alla famiglia, e di questo stiamo parlando. Non per questo dobbiamo vendere il nostro territorio, ma qui si tratta di un'infrastruttura che è funzionale al resto del mondo, al resto d'Europa, non è funzionale alla Sardegna. Se era funzionale per noi, tutti quei soldi che servono per fare quella, non ci pensava neanche nessuno di metterli in cantiere. E forse questa è l'ultima cosa che mi serve ripetere oggi. Ripetere, non dico per la sesta volta. Il tubo passa è un'opportunità, deve passare nel migliore dei modi, deve passare avendo il rispetto dei proprietari delle terre, avendo la possibilità di essere collegati, ma per collegare i territori, quei 38 bacini, non è, lo dico chiaro, non è compito dei GASI, è compito della regione, così come è stato fatto per tutte le reti collegate ai tubi che ci sono in Italia. Grazie, diamo la parola alla consigliere provinciale qui Sormazza. Scusa, l'assessore provinciale qui Buonasera a tutti. Ringrazio anch'io gli organizzatori perché ogni volta che si parla di un problema sentito dalle popolazioni è giusto creare le opportunità per portare a conoscenza della gente su quali sono i problemi, i lati negativi e i lati positivi. Come provincia abbiamo approvato neanche un mese fa il piano strategico. Abbiamo inserito il gas all'interno del piano strategico e l'abbiamo definita un'opportunità per i territori. Quindi significa che la provincia crede nella risorsa gas per i motivi anche che sono stati detti un po' da tutti: risparmio delle famiglie, risparmio nell'energia anche per iniziative imprenditoriali
territoriali. Però anche la Regione ha ritenuto il gas una strategia importante, tant'è che è entrata per parte del gas, possiede l'11,6% del gas. Se non avesse ritenuto il gas strategico non sarebbe entrato. Però la strategia si può giocare su due livelli: il gas con il business. Allora, chi realizza e gestisce tutti i soggetti che entrano nel discorso del gas fanno business, fanno soldi. Il ruolo della Regione mi pare che non debba essere quello di fare soldi. Ecco perché noi rimarchiamo il fatto che la Regione c'è e secondo noi deve starci, però non per fare bis economico, ci deve essere per creare servizi ai cittadini. Impostata in questo modo, allora mi sembra che perde un po' di significato dire il tubo è solo un passaggio, oppure il gas deve rimanere qua, oppure deve essere distribuito anche qua. Abbiamo fatto tanti favori nella storia noi sardi alle popolazioni estranee del nostro. Se pensiamo alle miniere, chi ha sfruttato le miniere? I sardi? Forse nessuno, sono venuti tutti da fuori. Se pensiamo alle industrie, chi ha fatto le industrie? I sardi? Ma forse neanche uno. Bravo. Abbiamo fatto tanti favori. Allora, siccome riteniamo che questa sia un'opera importante anche per le popolazioni fuori, non ci dobbiamo guardare. Se dobbiamo dare un contributo per creare un servizio anche agli altri, dobbiamo crearlo, però questo servizio, mentre passa qua, deve essere utilizzato anche da noi. Chiariamo questo, quindi non deve essere solo un tubo che passa. E quindi questi sono i grandi timori che assalgono anche stasera, però dobbiamo andare anche alla sostanza, cioè cosa dobbiamo fare perché questo non avvenga. A chi ci dobbiamo rivolgere perché questo non avvenga? Chi sono i nostri interlocutori? Vi dico una cosa, oggi qua c'è Galsi. Galsi non è il nostro interlocutore. Galsi è qua oggi per darci chiarimenti tecnici. È inutile che chiediamo a loro risposte su questo versante. Sono risposte politiche. Chi deve dare a noi queste risposte politiche? Ce le deve dare la Regione. Ce le deve dare la provincia del suo piccolo, ce le devono dare i comuni ai cittadini. Come entrano le istituzioni? È inutile che noi vogliamo cambiare il percorso dell'importanza del ruolo delle istituzioni. Le istituzioni non fanno shopping, le istituzioni non si mettono a urlare, le istituzioni devono compiere atti amministrativi, ciascuno con la propria competenza. Allora, torniamo un po' alla sostanza dell'argomento. Ho ascoltato con molta attenzione quando ha spiegato questo mondo molto difficile, molto complicato del gas, perché non è semplice entrarci e se non ci entriamo almeno un po' rischiamo di dire cose sbagliate. Questo etanolotto viene realizzato ed è un trasporto nazionale. Chi è che gestisce il trasporto nazionale? Ho scambiato due chiacchiere anche con gli esperti qui. Gestisce SNAM Rete Gas. Quindi SNAM Rete Gas gestisce solo quello. Se noi oggi a loro chiediamo di mettere le stazioni di decompressione, stiamo chiedendo alla persona sbagliata. Non sono loro che devono dare risposte. Chi è invece che gestisce lo stacco dal tubo fino alla stazione di riduzione di pressione? Sono gli operatori regionali, cioè la bretella dal tubo alle stazioni. Sono gli operatori regionali. Tra gli operatori regionali c'è anche SNAM Rete Gas. Se nessuno di questi operatori realizza la bretella, la regione, che fa parte dei Gassi, lo chiede a SNAM Rete Gas e lo deve fare. Ecco il primo che si deve muovere, la regione che deve chiedere a SNAM Rete Gas
di farlo, poi mi smentisca Gassis e dico fesserie. Aspetta. No. E abbiamo fatto la bretella di stacco, però c'è troppa disparità di tempi. Quindi facciamo finire, abbiamo degli accordi, quindi teniamo le cose, non siamo persone serie, ci siamo dati delle cose, quindi le dobbiamo tenere. Quindi, un attimo, aspetta 2 minuti di parliamo. Allora, sintetizzo ancora di più. Fatta la bretella, se non la fa nessuno, regione deve chiederla a SNAM, Rete Gas, bisogna fare la stazione di riduzione di pressione e l'allaccio alle reti. Le reti che in parte oggi esistono e in parte sono da realizzare. C'è qualche comune che ha già la rete in funzione, anche nella nostra provincia, e utilizza aria propanata, cioè compra in Sardegna, lo porta con degli autobotti, lo scarica dentro bomboloni e da lì si preleva. Questo tipo di gas è fuori dal controllo dell'autorità, quindi ai vostri comuni viene fatto il prezzo che loro ritengono di fare, perché è fuori dal controllo. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riportare la fornitura del gas al metano, che è sotto controllo dell'autorità e quindi ha il prezzo calmierato. Questo dobbiamo fare. Come lo facciamo? Ma questo chi lo deve fare? Lo deve fare chi si occupa di distribuire il gas a livello locale. Quindi ecco che entrano in gioco anche i comuni qua. Quando esiste un bacino e si realizza la condotta, si deve fare una convenzione col distributore e in quella convenzione bisogna scrivere che appena possibile si allaccino alla bretella. Gli oneri per fare questo sono distribuiti a livello nazionale, quindi i distributori fanno questo, si distribuiscono gli oneri a livello nazionale e noi usufruiamo anche del vantaggio delle reti esistenti. Ecco, quindi volevo dire solo queste cose. Poi la fase di realizzazione bisogna incentivare l'imprenditoria locale, però non è organizzata in questo momento e quindi verrebbero scartati. Allora io lancio un invito a tutte le amministrazioni locali, sindaci compresi, perché la legge dà la possibilità di affidare con procedure semplificate, interpellando poche imprese, lavori fino a 1 milione di euro. Lavori che oggi vanno fuori, invece con certe procedure possono stare qua. Diamo la parola al sindaco di Sant'Antio con Mario Coroccio. Sì, grazie, buonasera a tutti. La mia posizione è nota. C'è tutta una storia che parla. Io ricordo che il primo incontro Gazzi lo fece a Sant'Antio, c'erano anche gli algerini, c'era il progettista, c'erano i sindacati, c'erano tutti gli addetti, insomma, tutti gli interessati, tutte le parti sociali. In quell'occasione il Consiglio Comunale di Sant'Antio fece delle domande. E le domande perché evidentemente voleva conoscere, voleva sapere. E queste domande sono andate avanti un po' senza risposta, devo dire. E anche quando c'è stato il convegno a Portoscuso, il sottoscritto, passato un po' come il Don Chisciotte della situazione, la persona che era contraria al gas. Io non sono no per niente e non sono nemmeno no per il gas, anzi chiedevamo delle cose che tutto sommato era bene sapere e anche io ho ascoltato con attenzione, tanto che qualcosa è stata cambiata nel progetto. Per esempio nei testi si riportava la letteratura, riporta una sezioncina come si fa di solito, molto stretta, con un tubicino, mentre poi abbiamo scoperto che il cassone era di 18 metri. Volevamo solo sapere, per esempio, io volevo sapere in particolare come mai Gazzi ha ottenuto tutte le autorizzazioni praticamente. E mi chiedevo come mai loro fanno una trincea, trovano il materiale
passaggio in più, probabilmente, mettere quella macchina sopra e probabilmente fare il dragaggio del canale di accesso al porto, visto che Cazzi ha avuto l'opportunità di avere tutte le autorizzazioni, perché loro in discarica non devono portare niente, noi sì, e portare quel materiale in discarica praticamente fa realizzare un decimo del progetto del dragaggio del porto. E allora, niente, queste domande, ripeto, lungi da noi essere no a priori, assolutamente. Capiamo benissimo che è un'opportunità, ragazzi, altro che. E probabilmente sì, la rete per le istituzioni del paese va fatta, è giusto farla, ma io direi dentro di me aspettavo elementare, perché non andrei mai a GPL, che sicuramente GPL costa molto di più. Probabilmente, visto che devo usare la pompa, lo userei forse per le cucine, ma non lo userei certo per riscaldamento o per altre utenze. GPL, se uno prova a fare il prezzo di ogni combustibile diviso il potere calorifico, poi si rende conto di qual è il combustibile che conviene di più. Niente, quindi le cose che sono emerse oggi, si è parlato di Poseidonia, si è parlato di dragaggio, si è parlato di vincoli per la pesca. I pescatori cosa diranno? Cioè ci sarà una zona di rispetto, immagino. I pescatori chiederanno conto. Ecco, però lo vogliono sapere sicuramente. Ma la cosa più importante è, quindi, non sono, oggi lo dico pubblicamente di fronte al mondo, assolutamente, non sono mai stato contro il gas metano, assolutamente. Sono contro il modo di agire che si è avuto durante tutto il percorso, perché per esempio quando abbiamo iniziato a fare domande c'è stato detto che il progetto non ci aspettava, dovevamo dare i pareri, invece poi le cose sono cambiate evidentemente. Però, ripeto, non siamo contro il gas metano, assolutamente. È una grossa opportunità. La cosa che chiediamo è che vogliamo chiarezza anche per noi, che la Sardegna, l'Italia in generale, non sono i soldi che mancano, lo dico sempre. All'Italia e alla Sardegna in particolare, perché la specialità della Sardegna non sapore, non è un'opportunità oggi, manca, abbiamo un sistema autorizzatorio che non ci farà mai spendere i soldi. Noi, ripeto, non voglio soldi per fare nessun lavoro esecutivo, voglio un sistema autorizzatorio veloce che faccia cogliere le opportunità immediatamente e non grazie dal 2003, il dragaggio di San Antiero forse negli anni 90, secondo prima, non si riesce a mettere a capo, perché poi è come il gioco della fune col dopo, no? Man mano che si va avanti la normativa si inasprisce e non si arriva da nessuna parte. Ecco, il gas è un progetto di livello nazionale importantissimo, il metano probabilmente è una soluzione, la soluzione migliore è sicuramente dei combustibili, però il metano deve lasciare opportunità per l'imprenditoria locale, altrimenti la Sardegna deve solo dare e non ottiene mai niente. Grazie. Chiesto di intervenire Vincenzo Triana. Giusto per aggiungere 2 minuti, visto che prima. Allora, si parla molto, mi fa piacere che Aversano abbia letto questo documento, noi abbiamo studiato attentamente nel 2009, abbiamo partecipato anche alla conferenza che è stata tenuta a Cagliari e altri hotel, anche lì mancava il Presidente della Regione, adesso l'assessore alla programmazione. Una cosa è chiara, e l'abbiamo detto in quel documento, cioè noi siamo d'accordo perché ci sia il metanodotto, abbiamo studiato con tutti i nostri tecnici. Allora, un metanodotto solo per la Sardegna non si potrebbe fare perché non c'è il tanto, perché se tutti i cittadini sardi si allacciassero al metanodotto tutti, forse si potrebbe consumare 500 milioni di tributi di gas, più o meno, secondo il nostro.
Per quello la Regione Sardegna aveva fatto fare un contratto anche a E.ON per aggiungere, per arrivare a circa 800 milioni, circa 1 miliardo di metri cubi. Però questo sul totale, però da solo tutto questo quantitativo non giustificherebbe un metanolotto. Quindi noi siamo d'accordo perché ci sia il metano, ma perché lo possiamo utilizzare, lo utilizzino anche gli altri continentali, se l'opera serve a tutti, però lo utilizziamo noi. L'avevamo scritto in quel documento, è chiaro che un metanolotto non si fa un pezzo e poi vediamo, cioè credo che questo sia, ce l'abbiamo chiaro tutti, cioè, non è che si fa il pezzo dall'Algeria fino a Sardegna, poi si vedrà l'autorizzazione, deve essere autorizzato per 870 km prima di fare il progetto esecutivo. E allora c'è bisogno che tutte queste domande che qui stanno venendo siano poste alla sede giusta, che è la Regione, che in qualche modo deve mettere insieme le domande e le esigenze di 44 comuni, ma anche di tutta la Sardegna e tutte le province interessate. Per quello che, quindi noi vogliamo la garanzia che ci sia la distribuzione del gas fino all'utente finale. Ci sono delle città che hanno già una rete, come la rete cagliaritana, altre città che hanno già una rete di area profanata che è stata però realizzata per essere riconvertita a metano senza dover fare nuovi lavori. Quindi io credo che questi sono, la Regione ha speso tanti finanziamenti per fare questo, quindi questo va fatto. Per quel che ci riguarda dal punto di vista ambientale, noi abbiamo posto 2 problemi, uno per questa zona del Golfo di Palmas, l'altro per tutto l'attraversamento. Ora, in Sardegna non è che opere del genere non le conosciamo, da poco si è concluso il collegamento, il grande acquedotto, il collegamento tra il Tirso e il Mendoza, e sono 50, per 50 km, forse li avete visti anche tanti tubi vicino al 131, perché è un'opera strategica. Un'altra opera strategica si è conclusa da poco, che è il SAPEI, il grande condotta sottomarina che collega Sardegna al continente dal punto di vista elettrico. Allora, adesso esistono tutte le tecnologie per fare le cose bene, perché come si diceva prima, purtroppo in questa zona c'è diffidenza, perché siamo abituati, sono arrivate sempre le miniere e abbiamo ancora tutto quello che sono i fanghi, tutto quello che è il residuo delle miniere. Le industrie a Portovesme ne abbiamo viste qua. Allora, questa diffidenza. Innanzitutto buonasera a tutti. Sono qua oggi presente a questa riunione, vi porto i saluti del segretario generale Gabriele, che oggi non è potuto essere presente perché ha avuto impegni che non è stato in condizione di poter rinviare. Io mi limiterò, visto che i tempi sono anche stretti, a fare delle brevi riflessioni, però credo che in questa sala sia chiaro a tutti che il problema non è andare contro al gasdotto, non è andare contro a questa opportunità. Il problema è di metodo. Diceva il sindaco di Sant'Antioco che lui è contro il metodo utilizzato. In effetti in tutti questi anni si è, dal mio punto di vista, perso del tempo rincorrendo tutta una serie di aspetti tecnici che sono fondamentali sicuramente, autorizzazioni varie. Però questo metodo che è stato vissuto e sempre si vive alla luce di nuove realtà, di nuovi progetti come questo, ha creato, sta continuando a creare, scusate, io sono un po' scomodo in questa posizione, ma pazienza, ha creato e sta continuando a creare comunque allarmismo, perché la Sardegna rischia sempre di essere una terra di conquista e alla fine non si hanno e non si riescono a ottenere i benefici che questi progetti di grande rispetto, di grande impegno e anche faraonici in alcuni casi avrebbero dovuto portare alla nostra terra e non hanno portato. È ovvio che ci sono degli enti che devono essere coinvolti e sono obbligati a dare risposte, a verificare e a sorvegliare questo tipo di situazione e l'andamento di questo progetto. Però lo sforzo deve essere comune da parte di tutti. Deve essere comune da parte di tutti.
coloro i quali sono direttamente promotori, hanno un obbligo istituzionale, e anche coloro che invece in questa fase sono distanti da questa posizione, ma devono realizzare la loro parte anche senza, forse dal loro punto di vista, dover dare spiegazioni al territorio o dover dare risposte al territorio. La ricaduta sull'imprenditoria locale è una cosa fondamentale. Usufruire di questo gasdotto anche come agevolazione alle famiglie è altrettanto fondamentale. Avere dei benefici in un momento come questo, che è particolarmente difficile, è la cosa più importante. È ovvio che in un'assemblea aperta come questa poi ci siano e si inneschino dinamiche e anche riflessioni ad alta voce, ma sono giustificate e sono giustificabili. È più che normale che le persone siano preoccupate. Qual è il beneficio che ne devono avere? L'immediato beneficio è abbattere il prima possibile i costi e avere una ricaduta occupazionale. Questo è quello che si deve fare. Io adesso, siccome mi fanno gesti dalla regia di stringere, io stringerò. Però il concetto fondamentale è che le cose devono essere fatte con chiarezza e trasparenza, altrimenti alimenteremo sempre solo di più i dubbi e le perplessità. Bisogna trovare una soluzione fattibile, percorrere quella strada, ma portare dei risultati, perché qui il problema è la carenza di risultati. La chiudo così perché il tempo poi non lo vedo bene. Grazie. E adesso il presidente dell'associazione Staristi e Sfalinas, Cristian Catero, andrà tra il pubblico per vedere se ci sono domande. Sì, grazie. Ci sarà logicamente un intervento dell'assessore alle attività produttive del Comune di San Giovanni Sueri, per cui inizieremo con il video tra il pubblico. Buonasera a tutti, allora, sono l'assessore alle attività produttive del Comune di San Giovanni Sueri. Noi come amministrazione da tempo stiamo seguendo già il progetto Garzi e abbiamo già avuto degli incontri di tipo informativo con l'azienda. Stiamo cercando di documentarci a fondo per capire appunto quali saranno i vantaggi per la popolazione di San Giovanni, della provincia e della regione che potranno da questo progetto. Perché riteniamo che se da una parte c'è un evidente sacrificio ambientale appunto per il territorio, riteniamo che dall'altra ci debba essere un altrettanto evidente ricaduta in termini di benefici per il territorio stesso. Quali sono quindi i vantaggi per i sardi, per gli abitanti della provincia e del paese? Nel progetto del bacino 34, che è appunto quello che ci vede coinvolto quando si parla di gas di città, il progetto del bacino 34 è quello che diciamo, noi siamo col comune di Carbonia nel nostro caso, prevede ed è già finanziato, i lavori verranno appaltati a breve, insomma si ritiene nei prossimi 6 mesi verranno appaltati i lavori del bacino 34 e si prevede che avremo il gas nelle nostre case. Ma attenzione, perché nel bacino 34 è previsto, come si diceva prima, il bombolone che verrà rifornito, ma non dal tubo del Garzi. Il bombolone verrà rifornito e il gas nelle nostre case arriverà al GPL, arriverà non il gas naturale, ma il gas GPL che noi andremo a pagare così come lo paghiamo nelle bombole. Questo perché? Perché nel progetto del bacino 34 non sono previste, siamo andati a parlare con i tecnici, non sono previste nel progetto del bacino 34 gli agganci tra il gas di città e il Garzi, perché la regione ha dato chiaramente le prescrizioni che non potevano essere finanziati quel tipo di condotte. Allora il dubbio ci viene come amministrazione, noi dobbiamo fare l'interesse dei cittadini e dobbiamo parlarci chiaramente chi deve finanziare. Queste condotte si facciano avanti, noi vogliamo vedere, non vogliamo parole, noi vogliamo vedere soldi e vogliamo vedere banchi, perché sappiamo che a parole si dice di tutto, mentre solo una volta che si fanno i bagni e che questi vengono affidati allora si fanno i lavori. Allora per noi è fondamentale il gas, per tutti è fondamentale, ma mi pare di capire che la posizione su cui siamo d'accordo tutti è che se non si capisce da dove arrivano i soldi per agganciare il gas di città al gasdotto principale, il gas rimarrà per noi un semplice tubo. Anzi, a San Giovanni avremo anche la possibilità di vedere quanti metri cubi passeranno, perché con il contatore, ma rimarrà solo quello. Noi abbiamo bisogno di gas a basso costo, di gas naturale, ma solo quando ce lo ritroveremo
in casa. Quindi chi deve mettere i soldi si faccia avanti, chi deve fare i bandi si faccia avanti al più presto, perché noi abbiamo bisogno di capire come amministrazione se il GALSI sarà un progetto che non riguarda la Sardegna o se si parlerà di meccanizzazione. Attenzione signori, perché se il gas deve arrivare anche nei bacini e in tutta la Sardegna vuol dire che dovrà arrivare a Cagliari, dovrà arrivare a Sassari, vuol dire che per arrivare a Cagliari bisognerà fare altri 40 km di scavo, per esempio. Quindi tutti i lavori che sono stati fatti per fare i 280 km del GALSI andranno ripetuti per riportare il gas in tutti i bacini. Quindi secondo me signori è tempo di muoversi con i bandi, perché se bisogna fare gli studi archeologici, ambientali eccetera eccetera, qua siamo molto indietro per portare il gas nelle città. Quindi quando si dice che il GALSI porterà la meccanizzazione in Sardegna, come? Con quali soldi? Perché portare la meccanizzazione in Sardegna non significa semplicemente attraversarla, secondo me. Significa portare il gas nelle case e avere la possibilità di utilizzare il vostro gas anche da noi. Su questa posizione, appunto, dell'utilizzo, mi pare che siamo tutti d'accordo. Quindi ci si spieghi come, si spieghi alle amministrazioni come il gas del GALSI potrà essere utilizzato nei bacini. Perché se San Giovanni è vicino, per molti altri bacini è un po' più complicato. Noi vogliamo capire se è un discorso che verrà fatto in tutta la Sardegna, se verrà fatto solo nei punti attraversati. Noi come amministrazione il dubbio che ci viene è questo. Grazie. Vi dico subito l'ordine, così evitiamo di gare. Parlerà Chiara Figo, Paola Torella, Angelo Cremona, Mario Fumetto, Nino Sella, Roberto Drugu, Luciano Lamandia, Paolo Caretto ed Erminio Meloni. Ma partiamo da Chiara Figo. Sì, io ho ascoltato un po' tutte le posizioni e mi pare che siamo molto lontani da realizzazione. Diciamo che siamo ancora in una fase molto confusionale dove non si capisce niente. E la prima cosa che non si capisce è come mai nello studio del GALSI non è allegato e collegato uno studio di biologia marina. Ho sentito parlare di dragaggi, di montaggi, di storie e cose. Allora, io sono un esperto riconosciuto anche dallo Stato, visto che sono commendatore della Repubblica Italiana, per questo, di Pinna nobilis cetacea. E mi piacerebbe sapere come fa, e ho lo stesso problema del sindaco di Sant'Antioco, perché io ho dovuto passare 30 anni della mia vita per provare il sistema, per tagliare il bisso, senza pescare né toccare la Pinna nobilis. Vorrei capire perché invece GALSI può passare su 6 ettari di Pinna nobilis senza doversene preoccupare. E se ne deve preoccupare, visto che esiste un decreto legislativo del 92 che ne vieta assolutamente anche l'avvicinamento. Non mi pare di aver visto sul progetto di GALSI e sulla sua strada la mappatura marina dei banchi di Pinna nobilis. E sapete perché non ci sono? Perché Biologia Marina di Cagliari, che è l'unico ente autorizzato a farlo, sta cominciando questo lavoro solo da un paio di mesi con me. Io ho una lettera nel mio carteggio dove mi si chiede di identificare le posizioni dei banchi e sono io che sto andando a mare con Biologia Marina per fare la mappatura. Come è stato possibile tracciare un progetto senza avere prima le mappature marine esatte di tutte le specie in estinzione che riguardano
quello di Calasetta, di Collada, che pescano in quell'area perché è quella dell'esercito interdetta. Cioè nel frattempo che giocate a scacchi, la gente che già è affamata, la gente di mare, pensate siamo disposti a questo grande sacrificio della quale non frega un cavolo nessuno? Ma per favore, qua si tratta di aver fatto la casa cominciandola dal tetto, e si tratta di come mai, visto che dal 2003 Mauro Pini ha avuto questa grande bella idea, adesso non è qui a raccontarci che cavolo vuol fare oggi? Come mai la gente che lavora, che ha fame, che va male, che come me regala la sua vita per 30 anni lo sa oggi? E non lo ha saputo nel 2003 che c'era il Valls che attraversava la Sardegna. Scusate, ma mi pare che sarebbe ora che chi ricopre incarichi pubblici al servizio dei cittadini si muova a vedere davvero cosa si vuole fare nella nostra terra. Non chiedeteci di votare. Quando vi votiamo e vi diamo il mandato, vedete di utilizzarlo per il nostro bene, perché in questo caso non mi pare. Comunque io vi saluto tutti. Vorrei sapere più preciso dove passa, dov'è lo spiaggiamento? Dentro la salina? Sì, no, facciamo le domande e poi rispondo. Andiamo avanti. Loro annotano e poi risponderanno a tutti. Facciamo un giro, facciamo le domande e poi rispondono. Alla domanda vi devo un'altra cosa. Sì, loro annotano e poi rispondono a tutti. Se per continuare il discorso. Sì, ma loro prendono, loro annotano e poi rispondono. Sì, volevo dire, dove posso trovare il percorso esatto del nuovo progetto, quello che ha avuto l'autorizzazione dei ministeri, in modo che si possa capire anche quanti sono esattamente i metri quadri di posidoiemento interessati all'opera, per i quali è previsto il trapianto, perché a 500 euro al metro quadro vorrei sapere quanti sono i metri quadri che sarebbero coinvolti, a parte il non successo, non è mai spiegato e anche vorrei sapere qual è il percorso esatto per poter calcolare i metri quadri di conseguimento che saranno interessati al trapianto come la descrizione parlamentare. Ecco, questo nuovo. Va bene, poi mi risponderete alla fine. Grazie. Diamo ora la parola. Mi raccomando, non ho 30 minuti perché saremo rapidissimi. Intanto dico che ci hanno sino adesso riempito di chiacchiere anche nelle informazioni, hanno fatto credere ai sardi che i gas arrivavano nelle case, e così non è vero. Penso che solo la ribellione della gente, e quindi io mi sono preoccupato a Ordine con gli amici di Ordine, della politica di Ordine, di fare una grande manifestazione qui, gli amici del partito IVA ci saranno sabato, si uniranno le forze e sarà la gente che sicuramente avrà il modo di parlare con degli esperti e non sentire chiacchiere. Massimo rispetto per i gas, ma non sono in condizione assolutamente loro di dire se cambiano poche cose. Ci danno della semplice informazione. L'amica che era viva, ha ragione, col sindaco di Sant'Antioco, con l'ingegnere Aversano, avevamo preparato anche un lavoro qualche anno fa dove si diceva evitiamo di far passare la condotta nel Golfo di Palma. Abbiamo presentato, abbiamo lottato, abbiamo fatto dei convegni perché c'è già un canale delle navi, ci sono industrie di Portovesme ed altro, si poteva anche discutere su questo. E questo non è stato fatto. In provincia stiamo cercando di fare il massimo del possibile con l'assessore
Vacca ha parlato in una maniera molto chiara, ma sicuramente al di là di quello che abbiamo votato nel piano strategico per cercare di dare il massimo, la formazione, il lavoro, le reti del gas gestite dai giovani, quindi occorre formazione per la gente, gli stacchi. Abbiamo anche votato in provincia uno studio di fattibilità, stiamo chiedendo che possa decidere come arrivare, come portare il gas all'agricoltura, il gas alle industrie. Tutto questo lo stiamo facendo, però mi rendo conto che a livello regionale non c'è risposta. I nostri interlocutori sono in regione, ma da questo momento l'unica cosa che può servire anche per gli amici di San Giovanni è la ribellione, le chiacchiere che ci hanno propagandato. Oggi era importante questa riunione, domani sarà importante che con i nostri esperti, con le persone che non si vanno a muovere, con i pescatori, con le forze attive che ci sono, ci sia una ribellione della Sardegna, da Olbia che non dico altro perché tanto avremo modo di parlare probabilmente sabato. Grazie. In italiano, voi cambiamo il nome, no, veramente ai signori ingegneri d'impresa, io non avrei domande fatte perché? Perché l'unica preoccupazione della casa è il tubo metanodotto in Sardegna passa, fa boccia, addio. I problemi sono che è stato si scrive più complimenti nostri. E a tutta la verità, ma che tu ci pensi ai gusti metanodotto, ai gusti di pagina di maccheroni. Ma io penso che lo sono così, non volontari, tanto. Io lo osservare disciplina. In Sarasa non si incontro chi? Adriano, questo è grave. Poi da noi non vivi in Italia, non vivi in Sardegna. In Sarasa, scusate. Non uscire, se non uscire, se fai un conto, faccio di base di base. Dunque, sta densità di popolazione densitaria contenti in maniera sbagliata o in Italia, a causa di questo stato italiano, quando dici che sei in Europa, è 200 abitanti, sì, a chilometri, 250. Non ho controllato il dato di fisiologia. In Sardegna, riuscite si chiamano si usa appena 70 abitanti, chilometri. Ma ci pensavo stando, si fa pollinare a Pfizer, rete di distribuzione del suo gas, poi in Pizza, poi si abitanti di Sardegna. Poi si arriva con un po' di spesa, a Ishimana, che si mangia del suo gas, all'estero. Chi mi lavora queste spese? Si dà a regalare la snama o a chi mi no? O non sapete come di cosa? No, se non è bocciata nostra, non io se così a San Ragione, sì, non devo studiare in mano, non so più male, guarda. Ma proprio di tabacco sono stati italiani, non si dovrà manco studiare, che se ti dica che i costruttori non riescono, cioè sta più desiderare questo lavoro. Questionare degli altri, cosa è? Inizieranno a vedere. Ma, io sono come, semplicemente, a fare sta rete, distribuzione del suo gas in Sardegna, costa troppo. Va bene? Cosa tu? E in Sarasa? Su tubo da questo. Ma non sono in Sardegna. Non è cosa di perché. Un tubo. A proposito del risparmio grazie al suo gas dell'aria. Del risparmio dai 250 euro a bolletta, a famiglia. Avete un gruppo fatto una cosa per essere calcolatrice, troppa abitanti, troppa spesa di energia, troppo gusto, troppo quello, vedi questo è del tempo. Si fa.
infatti scippano un po'. Destiniamo poco. E qua non risposta di vicina, destiniamo poco. Ma sulla schiena, io sapevo portare. Cada uno stato a fare sapere di distribuzione. Attenzione, poi il mondo sapete di fare Destiniamo fotovoltaico e non sia sulla partita. Devo risparmio non di 150 euro, a risparmio tutti a sdoppi. E mi penso da più di 2000 euro, destinando fotovoltaico, devo 5 anni, 2500 euro a un'esperienza verso vantaggio di superarsi. Inizia di dare, di modo che questa regione è disposta a spendere come rete di distribuzione. Poi non vuole dire, non hai famiglia, questa possibilità che si fa, non si fa, non si fa, inizia a prendere si impianta fotovoltaico, carriera immediatamente. Non recciarci, non so recciarci. Buongiorno, noi invece dunque, io sono contento che si sia fatto finalmente questo incontro pubblico. Ero interessato 2 anni fa con l'allora amministrazione di San Giovanni Sulci per organizzare qualche cosa, non furono così sensibili, volevano fare come si dice in camera caritatis per sentire il calsi pensiero, un po' come è successo oggi. E poi non si fece niente, non sono stati fortunati agli amministrative scorse, altrimenti li avrei dovuto di fronte adesso. Ma sono contento perché abbiamo finalmente capito che cosa è il gas, che cosa è una servitù di passaggio, punto e basta. E i nostri amministratori ne sono contenti non tanto perché arriverà qualche cosa alla Sardegna, ma perché è una come dire non mi viene la parola giusta, una struttura strategica nazionale. Ma quando parlano nazionale stanno parlando dell'Italia, non della europea anche, ma siccome noi abbiamo questa vocazione italianista, all'Italia siamo capaci di dare tutto, abbiamo dato il sangue per la prima guerra mondiale, abbiamo dato le servitù militari più grandi di tutto il mondo e quindi ce ne non diamo niente, come diceva l'amico sindacalista. Abbiamo dato più di quanto non fosse necessario, stiamo dando troppo e adesso chiaramente per dimostrare quanto siamo bravi dalla tabella, senza chiedere nulla in contrario, facciamo passare anche il gas. Perché dico questo? Perché l'amico Pietro oggi bisogna che il comune di San Giovanni abbia un ritorno, deve avere un riconoscimento per questo suo sacrificio. E noi dobbiamo sempre fare qualche cosa per avere qualche cosa indietro. Abbiamo dato tanto sangue per la prima guerra mondiale, adesso ci devono pagare. Non è così, siamo noi che dobbiamo decidere, perché quando una cosa è strategica, nazionale, è per la nazione sarda, ed è questo che noi non stiamo capendo, che siamo noi qui i proprietari di questa terra e ne abbiamo la responsabilità. Non siamo delegati dallo Stato italiano, non c'è stato un presidente italiano che ci ha nominato qui per rappresentarli. Noi qui, io no, perché non sono eletto, ma gli eletti rappresentano i sardi, non rappresentano l'Italia. E sia ben chiaro, perché l'Italia qui non sta dimostrando che, se non quello di pretendere, come ha fatto tutte le altre volte, che i sardi diano in maniera tranquilla e senza chiedere nulla. Ora, io non sono, e qui devo dire, non sono contro il gas. Della metanizzazione della Sardegna se ne sta parlando da tempo, ma qui alla Sardegna il gas non avverrà e non verrà dato mai, perché lo stiamo vedendo. E mi dispiace che amministratori così avveduti dicono sarà la regione che deve fare, ma come? Chi ci guadagna qui è l'Europa e dobbiamo pagare noi, quindi diventa come il piano che è stato fatto, che veniva chiamato piano di rinascita, che se era un piano di rinascita avrebbe dovuto contribuire l'Italia per migliorare
nelle nostre condizioni e poi fu pagato dai sardi. Ed infatti da quel momento è cominciata l'emigrazione. Pensiamoci bene a tutte queste cose, perché i signori del gas vengono qui e sanno parlare molto bene, usano anche i termini tecnici, noi non li capiamo bene, però ci hanno detto in maniera chiara che questo deve semplicemente passare, che ci lasciano alcune, come diceva Aversano, alcune prese, però senza corrente, per cui noi non ci potremo attaccare e non ci possiamo prendere assolutamente nulla. Sempre che non decidiamo di fare come fanno nel Burkina Faso, che fanno il buco ai tubi del petrolio e tengono di prezzo, ma molto spesso scoppiano, per cui io direi che non è il caso di fare questo. Altrimenti la soluzione è che decidiamo noi di avere le chiavi, come era successo in Ucraina, che decisero di bloccare e finito. Ma siccome noi mi pare che non vogliamo questa responsabilità di essere noi nella nostra terra di decidere, e purtroppo allora dobbiamo accettare quello che decidono. In questo caso tutte le aziende italiane tramite cazzi. E non è questo, non siamo d'accordo. Fino a quando sarà così, se si faranno progetti veri, seri, e ci saranno i soldi, ci saranno i progetti anche pensiamo, ne discuteremo, altrimenti abbiamo la mano di legge e non mi interessa. Grazie. Io devo dire che noi siamo a favore delle grazie per quanto riguarda questa struttura, però dobbiamo avere ricadute economiche e dobbiamo essere certi di avere queste ricadute economiche, altrimenti non serve a niente questa grazie. Ha detto bene l'assessore, noi però non dobbiamo aspettare che gli altri ci dicano cosa vogliamo. A noi dobbiamo chiedere, e mi viene un po' da sorridere quando gli amministratori comunali, i sindaci dicono noi, la regione, non sappiamo nulla, sono loro i primi a dover chiedere cosa vogliamo noi vogliamo la rete dei comuni e per le aziende, poi questo lo dobbiamo decidere noi, dobbiamo autodeterminarci, non aspettare sempre che gli altri ci dicano cosa dobbiamo fare, che questo non va bene, altrimenti questo del Gazzi poi non è una questione italiana, in realtà è una falsa cosa. Il Gazzi è una questione europea, il Gazzi serve alla rete del gas europeo perché andrà in tutta Europa, è un problema europeo, quindi credo che anche questi costi che ci sono per creare le reti dei comuni si li debba assumere l'Unione Europea, perché l'Europa ha paura che la Russia chiuda il gas come già successo e quindi si approvvigiona dall'Algeria. Questo dobbiamo creare, questo deve chiedere la nostra politica, questo dobbiamo chiedere noi. E dobbiamo chiederlo però, perché altrimenti non ce lo daranno, passerà il gas e noi non avremo nulla. Noi vogliamo il gas nelle case e nelle aziende, perché dobbiamo avere una grande ricaduta economica, se no per quanto ci riguarda il gas può anche non passare, perché se serve all'Europa lo facciano passare all'Adriano, se a noi non ci danno nulla, non ci serve. Però abbiamo anche capito che comunque qui se non si muovono i privati, se non si muovono le partite IVA, se non si muove la gente, questo non avverrà, perché abbiamo la politica, mi dispiace dirlo, che è ferma, non dice nulla e non fa nulla, aspetta esclusivamente che si muova la gente. E devo dire che bisogna che la gente si muova e chieda quello di cui ha bisogno, cioè vogliamo il gas nelle case, altrimenti non passa il gas. Grazie. Sì, finisco anche perché le persone che mi hanno preceduto, meno male, hanno detto quello che volevo dire io. Io volevo fare un altro tipo di riflessione. Noi qui siamo la provincia più povera d'Europa. E perché siamo più poveri? Perché non abbiamo voglia di lavorare? Perché non abbiamo le capacità? Probabilmente siamo i più poveri perché quelli che ci hanno governato fino adesso, e politica e sindacati, hanno fatto scelte sbagliate e ci hanno portato all'affare. Allora, quando il segretario della CGIL dice che noi dobbiamo prendere questa opportunità, questo tubo deve passare, poi ci allacceremo, voglio dirvi che rischiamo di comportarci come hanno fatto gli indiani, che li hanno messi dentro l'Egitto, gli hanno portato gli specchietti e gli hanno preso tutte le terre che avevano intorno.
non si fida più. Voi siete certi che se vi dicono, io ho un SMS di Cappellacci che dice qui che il gas deve passare, sì, a chiaro, ce lo scrivi, ci fai un contratto e dici che se non passa il gas a loro, a questi signori che lo venderanno a tutta l'Europa, ci pagano i danni, allora lo facciamo passare subito. Diversamente non devo passare per nessuno e noi siamo lì a manifestare. Questo è tutto, signori, se voi non vi fate porta a porta, se voi non ci scrivete che ci date il gas, scritto, contratto, così come avete fatto i contratti per portare in interno, questo è tutto, non lo facciamo passare. Ora Mauro Carelli. Buonasera, ascolti, io esprimo il mio dissenso per il gas. Prima perché non vorrei trovare una società che gestisca il gas come la Palma gestisca l'acqua, sapere la prima periodo, sapere binari, non avremo mai delle assicurazioni della garanzia. E poi del resto si sa che il gas è solo lucrativo perché il gas verrà dato esclusivamente ai russi, anche perché molti di noi vedono che ci hanno opportunità di lavoro mentre a manodopera specializzata. Io mi rivolgo alla provincia sulcitana, vorrei sapere come mai tante pressioni su questa Galsi e mi dispiace per Legambiente che dovrebbe tutelare l'ambiente invece va a favore del gas, nonostante prima del gas ci siano le fabbriche che stanno portando morte a causa di cambio di discariche solo perché abbiamo degli interessi, ma questo è un altro discorso. Quello che voglio dire a Galsi è qualora partissero i progetti, i lavori e venisse ritrovato un delitto archeologico o qualcosa di archeologico, come si comporterebbe? Grazie. Grazie a Carelli. Ora c'è il intervento di Torino Chiedoni, poi Ignazio Rocci e poi risponderanno. Io sono molto breve, ma alcune considerazioni vanno senz'altro fatte, perché altrimenti non ci si capisce. Io studio, un grande studio che ho fatto ieri stamattina, che ho fatto uno studio bellissimo del tracciato. Io credo che San Giovanni Sergio non ci sia passato nessuno di voi, non conosco il territorio di San Giovanni Sergio. Questo è il primo dato che emerge. Per una serie di considerazioni, il tubo passa in una zona archeologica che è considerata l'autostrada tra solchi e il Sinai. Quindi vi è il primo dato che nel momento in cui io sono tra questi, in cui passate a San Giovanni Sergio, io però adesso le macchine fotografiche non avete fatto nessuna indagine conoscitiva per capire dove effettivamente è passato. Primo dato. Il secondo dato che non ci vede molto è dato il passato del territorio dove è andato il passato il consorzio di consorzio industriale. L'esempio di quello che ha fatto il consorzio industriale nel territorio di San Giovanni Sergio è sulla provinciale San Giovanni Sergio Portovesco, un po' di cemento a Giordano. E vi sarà un motivo, credo. Il motivo è che quando posava il tubo sul fondo dello Stato, puntualmente il terreno si guardava il tubo. E c'è una motivazione. È una zona velenosa per il secondo motivo per cui contesto il progetto. Il terzo motivo per cui contesto il progetto è che noi siamo, cari concittadini e cari amministratori territoriali, un territorio che ha fatto già dato le servitù. Se voi andate a verificare il territorio
di Suergio tra concessioni di Sabina di Stato a suo tempo, tenendo in mano all'Inps che fa il cippato per l'Enel, non so come lo faccio, no? Perché ha fatto uno scempio Vincenzo, il leader che accompagno io, per esempio ho combinato il bosco, quei pochi boschi del territorio di San Giovanni Suergio e dell'intera provincia di Reggio, no? Perché noi siamo quelli che hanno ancora qualche albero presente in questo territorio. E sono 182 ettari sul territorio di San Giovanni da altri 70 circa di proprietà dell'Inps. Poi c'è la legge del 44, il Monte Pascoli, famosa della Regione Sardegna, che ne detiene altri 200 di ettari di terreno. Ha servito alle necessità politiche, non sono in chi, perché a parte il fatto del terreno che in concessione alla cooperativa Grifogno, l'altro terreno è abbandonato, completamente abbandonato. Dobbiamo chiedergli la cortesia di passare a prendere il fresco sotto un albero di pino. Allora ci sono le proposte e noi facciamo infatti in portavoce, perché voi siete contenti, lo diceva il sindaco di Sant'Andio, con lui sta combattendo per mettere raggio di un porto da vari anni. Prima di lui le altre amministrazioni saranno io. Voi siete contenti sicuramente. E allora vi facciamo una proposta. Questa è una proposta molto semplice. Ed è questa, intanto verificate il tracciato. Perché non passate. Qualsiasi discorso che facciate, lì non passate, non potete passare. È zona minata per voi. Il secondo discorso, che voi siete potenti, e lo dico anche al sindaco di San Suergio quando dovremo parlare del Consiglio, è che così come la Regione Sardegna rivendica le servitù militari dismesse, vengono restituite al comune di San Giovanni Suergio le terre che gestisce l'Inps da parte dello Stato e le terre del Monte Pascoli del 54, dove la Regione Sardegna si perde circa 50.000 euro di capitolo, vengono ceduto per l'organizzazione. E il discorso, siccome loro sono potenti, scusano divino, siccome loro sono potenti e stiano a sentire bene, qui non si passa neanche se non c'è la sentenza che voi, non la Regione Sardegna, voi fate rimanere società e fate gli analisi del gas delle famiglie, altrimenti in Sardegna non si passa di sua parte. Questo sia chiaro, questo sia chiaro. Adesso mi ascolto. Vorrei fare una domanda. Io nel 2007 una consigliere comunale nel comune di Sant'Andio sono stato l'estensore di quelle famose domande, quindi di quella prima mozione. Quindi 15 giorni dopo l'accordo internazionale siglato dal Piero tra il presidente Bruni e il presidente Bouteflika, presidente Sul alla regione. Chiaro, l'idea del progetto Gazzi, della dorsale è anche precedente. Sono d'accordo con quello che diceva il segretario della CGIL, con quello che diceva l'onorevole Cocco e anche l'assessore Vacca, che questa deve essere guardata come una opportunità, una delle tante opportunità che spesso ci vengono presentate e che qualche volta non riusciamo a cogliere. Oggi in questi giorni siamo a discutere anche delle opportunità in regione e questa è la mia di quelle. In questi giorni e mezzo, a quanto pare, non se ne è discusso, non si è parlato di questi allacci. Quello invece, la domanda che mi pongo io è: ma nel 2007 ancora prima, quando nasce il progetto Gazzi e quando viene approvato, perché il presupposto, l'accordo internazionale firmato dal
Cantiero, il tracciato si conosceva già, sapeva benissimo quale doveva essere il tracciato di questo gasdotto, anche perché all'articolo 1, proprio all'articolo 1 e all'articolo 2 si parla chiaramente di arrivo a Portobotte, poi Portobotte Olbia e Olbia Piombino. Quindi tra l'altro quello è l'altro presupposto di tutto, e tra l'altro è inattaccabile perché dice che questo accordo tra i due paesi di fatto deve aiutare, o meglio supera tutte le questioni autorizzatori eccetera eccetera. La domanda è: ma perché nel 2007, ma ancora prima, se doveva essere fatto prima, non sono stati progettati, non state progettate le brevette per i bacini? Per quale motivo Spears, che rappresenta la regione Sardegna, ma è una società in house della regione Sardegna dentro Garzi, e come mai EDA, che è una società super specializzata nella distribuzione del gas, perché lo distribuisce in Emilia Romagna, per quanto ne so io, non hanno pensato di mettere in campo quantomeno la progettazione? Questo per stare all'ordine del giorno del progetto Galsi. Questa è la domanda che vorrei porre ai tecnici di Galsi, se ben consapevoli del fatto che non siete ovviamente gli interlocutori di questa parte della distribuzione locale, però credo che conosciate molto bene le dinamiche, meglio di noi, certe dinamiche probabilmente ci sapete anche rispondere alla domanda precisa perché all'epoca non sono state progettate le bretelle dalla dorsale ai bacini. Grazie, ringraziamo Ignazio Lucci. Adesso volevo intervenire il vice sindaco, se ne ha messo il video. Buonasera a tutti. Allora io vorrei solamente proporre uno spunto di riflessione sulle forti perplessità che ho personalmente, sulle mie forti preoccupazioni dal punto di vista ambientale. Mi permetta di portare alla posizione dell'ambiente per un amante del territorio, per un ambientalista come me, che chi dal mare e dal territorio trova sostentamento non è molto confrontante. A fronte delle possibili e quantificabili emissioni di CO2, chiedere in cambio solamente una riforestazione mi pare un po' riduttivo come proposta. Non so, parliamo anche lasciamo anche riduttivo, andiamo a monte della questione. La Posidonia, cioè, sappiamo benissimo che viene strappata anche solamente dal motore di una nave. Le batterie di Posidonia sono l'ossigeno del nostro mare, quello che lo rende così cristallino. Però le batterie di Posidonia nidificano le varie specie di pesci, i bivalve di cui parlava la signora Vivo, e quindi la Pira Nobilis, e soprattutto quello che consente la ricostruzione e il reimpianto della Posidonia non è come quello che è stato prospettato. Io ho poco rispetto, non mi voglio sostituire a coloro che il Ministero dell'Ambiente hanno fatto tanto di documenti, di ricerche sulla carta, però non mi risulta che sia possibile un reimpianto di Posidonia. Per quelle poche informazioni che ho, per quei pochi studi che ho fatto personalmente in quanto amante dell'ambiente e del mare, non mi risulta che sia possibile, anzi un pezzetto veramente piccolo di Posidonia, in particolare il sottofondo, perché è chiamato Matta, ci vogliono ben 100 anni per potersi ricostituire. Non è facile il reimpianto da parte della mano dell'uomo. Quindi le mie perplessità sono assolutamente di carattere possibile scempio ambientale. Per il resto credo che abbiamo già detto abbastanza in maniera felice anche l'assessore e di tutti quelli che sono intervenuti. Grazie. Rispondo prima a quel giovane che parlava dell'interessamento del Legambiente. Ora, nel giovane forse non ci siamo incrociati, vorrei solo ricordare che grazie al Legambiente nel 1988-89 il Ministero dell'Ambiente ha decretato la zona di alto rischio di crisi ambientale, ha un dossier presentato dal Legambiente, i miliardi per le bonifiche sono stati
sono stati decretati grazie all'impegno di Legambiente per le bonifiche di quel territorio. Questo per la cronaca, non è la cronaca, siccome dice che noi non ci siamo, siccome non ci siamo impegnati, dice siccome, scusa, io allora ho capito male, siccome dice che non ci siamo impegnati, allora noi ci siamo impegnati e proprio con lo stesso impegno abbiamo esaminato questo, tant'è vero che le nostre osservazioni sono le più rigorose sul progetto Galsi. Scusa, posso? Allora, per quel che riguarda, noi abbiamo esaminato il progetto e abbiamo posto 3 condizioni. Una che è stata detta da tutti, la garanzia che i sardi abbiano il gas, perché altrimenti, l'abbiamo detto chiaramente, l'ha letto prima Bersani dal nostro documento. Uno è questo. 2, noi non siamo andati a guardare il quadro Posidoni, noi abbiamo chiesto, c'è scritto, che venga ricostituito tutta la fascia del Golfo di Palma, c'è scritto nel nostro documento, è depositato al Ministero dell'Ambiente, questo abbiamo scritto. E per quanto riguarda, io credo che Galsi debba dare una risposta precisa a quello che diceva prima la signora Primo, cioè il Galsi comporta vincoli per la pesca, perché si parlava della questione della pesca, ci sono commissioni, perché io non ho progetti davanti, mi pare che avevamo posto anche questa questione, mi pare che poi è stata risolta, però qui è stata riproposta, credo che debba dare una risposta precisa. Per quanto riguarda tutte le compensazioni, noi abbiamo chiesto che questo metanolotto dia gas, abbia un'energia pulita e tutto quello che viene fatto durante le lavorazioni venga compensato con l'azzeramento di CO2, che non sono 4 alberelli, sono qualche milione di alberelli, sono centinaia di migliaia di ettari. Questo se si fa in maniera rigorosa, se poi si fa altre cose non sono quelle che abbiamo chiesto noi. Noi siamo molto attenti a questo e abbiamo messo un gruppo di lavoro per studiare queste cose. Visto l'interesse, magari diffondiamo, forse è utile far conoscere meglio le nostre posizioni, però noi ci teniamo a questo territorio, ci teniamo che le saline non smettano un giorno di produzione, ci teniamo che tutto il sistema costiero venga recuperato da gas, non da acqua. Gas sta facendo questo, tutto il sistema costiero venga riqualificato, si è fatta una riqualificazione di tutta la fascia costiera. Questo abbiamo scritto, non abbiamo minimizzato né pensato di fare un'altra cosa, perché pensiamo che 280 km vadano giustificati, devono essere un beneficio per abbellire la Sardegna. Grazie. Perché il consigliere più pubblico? Salve a tutti, sono consigliere del comune di San Giovanni Sueggio, sono anche un cassa integrato, sono dipendente della Domina e vivo da vicino, e non solo io, il problema della crisi industriale ecologica che sta tagliando tutte le imprese. Ora io dico, per me è una opinione personale, l'ho già detto anche in maggioranza, il metano è un'infrastruttura essenziale, basta vedere i dati, cioè il metano costa quasi la metà rispetto anche al CPM. La Sardegna è l'unica che non ha metano. Il metano è uno dei combustibili fossili. Avere un atomo di carbonio nella sua molecola è più ecologico per le emissioni di CO2. Il gasolo dato può provocare dei loro benefici perché non ci sarà il trasporto dei combustibili, delle bombole, delle autocisterne. C'è il tutto di come c'è dappertutto. Sono fessi le altre 19 regioni italiane che hanno la metanizzazione e riescono a essere maggiormente competitive. E una Lumina, tanto per dirne una, che 1000 posti di lavoro, se ci fosse oggi il tubo da dorsale e una Lumina ci sia attaccata, erano 1000 posti di lavoro, come una Lumina altre fabbriche e tutto il tessuto produttivo provinciale e regionale. Ora, per chiudere la mia discussione, il problema degli allacci è come se io vado a farmi per una casa, non c'è ancora la concessione edilizia, le autorizzazioni, sto già pensando a quale rubinetti comprare. Io sono certo
detto che quella sarà la nostra battaglia di avere tutti gli accordi affinché anche a livello politico, con le certezze che ci si chiamano le famose pretende, vedo che sia chiaro che qua ci sono due opinioni, ci sono quelli che sono favorevoli senza problemi a metanodo, ci sono quelli che sono favorevoli con riserva, se ci sono giustamente perché il mercato è giusto che arriva le imprese sarde e ai cittadini sardi, poi ci sono quelli contrari a priori. Questo si chiama sviluppo, progresso, perché anche gli impianti fognari, le autostrade, le reti elettriche, tutte devono essere compatibili, fatemi finire per cortesia, anche le energie rinnovabili, ecco anche qua, parliamo tanto di turismo, se non ci sono le infrastrutture turistiche, la base contingente è la disoccupazione e la cassa integrazione. Quindi quello che dobbiamo fare noi come di classe dirigente politica, dell'amministrazione locale, fino a più alti livelli, è avere queste certezze. Punto, però il gas è un'opportunità. Voleva rispondere a qualche brevemente magari. No, dammi questo. Non serve. Non è per rispondere, ma siccome siamo stati, come dire, come legalmente chiamati in causa, per responsabilità che, scusate, questo è un momento di confronto oltre che di ascolto e io l'ho voluto così. E nel confronto è bene però che le responsabilità di titolarità non si confrontano. Siccome sono stato chiamato in ballo due volte, una per che avrei detto che la Sardegna non ha dato, non abbiamo detto niente, questa cosa non l'ho mai detta e non la potrei mai dire, perché la Sardegna e questo territorio ha fatto rinascere il paese. Il problema è che a questo territorio non solo ci chiedono, ma fino ad oggi, e in questi 2 anni e mezzo, è questo che voglio ripetere, non ci danno. Perché quello che diceva Mario Colugio, che non gli permettono di dragare il porto, è dragato quel porto e facendo il resto ci sono posti di lavoro. Posti di lavoro, sì, però preparatevi. Noi non abbiamo responsabilità del sindacato, nessuno, di scelte politiche. Magari chiediamo indizi, magari cerchiamo di proporre delle azioni, ma le scelte sono politiche e questo deve essere chiaro anche oggi, alla fine di questo confronto, che le scelte sono politiche. Per quanto ci riguarda, noi anni fa, quando è partito questo progetto Allianzi, abbiamo chiesto quello che oggi i cittadini stanno chiedendo. Ci sono finanziamenti perché sono stati allocati i finanziamenti per fare le reti, ci sono dei comuni che li hanno fatte e sono in appalto, altri che sono pronti con i progetti per realizzarli, altri che non stanno facendo niente. E allora a ognuno la doppia responsabilità, senza che c'entri tu? Non c'entri per niente, non c'entri per niente, ci sono a Camoglia l'Alparco è stato assegnato in un po' di territori, quei lavori, no scusate, noi siamo partiti qui dal fatto che per molti di qua al tubo non ci si poteva attaccare, il gas non arriva dalle cittadini ed è solo l'infrastruttura che porta il gas dalla Genia all'altra parte del mondo. Noi siamo qui, se il gas passa, se passa, e io dico se, perché ancora oggi, come diceva c'è un se grande come la casa, se passa, chi ha fatto le reti lo potrà finanziare subito. Agli altri che non hanno fatto, non hanno neanche pensato, la responsabilità a partire dalla regione è di fare nel frattempo in cui il Ministero, o mi sbaglio se il Ministero darà l'autorizzazione. Allora da oggi a quando ci sarà l'autorizzazione la pressione deve essere fatta per fare quei lavori che sono già previsti, non per non fare quello che dobbiamo riuscire a fare. Guardi, la parola al consigliere regionale Pietro Cocco, chiediamo di essere sempre più possibile. Cosa avete fatto? A cosa avete pensato? Qualcuno vi dico io a cosa
da questo parte per affrontare con tutti i ragionamenti del Presidente, si poi testa ideologico, ideologia scusa, no, non volevo dire il discorso su questo, avevo modo di discutere anche di questo, magari in un'altra occasione. Voglio dire che infatti è un termine dispregiativo. è una realtà. Ma non era questa la questione. Voglio dire, parte da questo presupposto per fare il ragionamento. È chiaro che lì non è che si possono fare grandi un dopo, non si discute, allora è chiusa la questione. No, come altri hanno altri dopo, ognuno c'ha il suo. Il fondo è questo, erano stati investiti per fare le reti, questo lo dico all'Alessandro che segue la materia, che l'approfondita, eccetera. 350 milioni di euro per fare l'infrastrutturazione e fare la rete per materializzare tutta la Sardegna, no? Dalla precedente amministrazione regionale 350 milioni di euro erano fondi europei, non erano stati sufficienti, prima queste cose non si sono dette perché non si è entrati nel dettaglio, quasi 400 milioni di euro, non si è entrati nel dettaglio, non erano stati sufficienti i fondi europei e sono stati messi fondi FAS, successivamente anche fondi regionali, no? 400 milioni di euro. La contropartita che Galsi doveva garantire era 300 milioni di euro circa di lavoro, di investimenti di lavoro in Sardegna per metallizzare tutta la rete capillarmente della Sardegna, tutta quanta. Pertanto le discussioni che si fanno, il gas si attacca, non si attacca, mi sembra che si sta discutendo dell'area Calvini, di queste delle quali certamente non dobbiamo discutere adesso. Il problema è se siamo d'accordo o non siamo d'accordo sul progetto di questo tipo. Fatto salvo che per forza il progetto ha validità se tutta la Sardegna sarà metallizzata, altrimenti non si discute neanche. Nessuno è d'accordo sul fatto che dobbiamo essere semplicemente una servitù di passaggio, ma chi è d'accordo? Chi è l'idiota qua dentro che è d'accordo con una cosa di questo tipo? Credo nessuno, per cui non credo che esista qualcuno lì che è favorevole a questo, al contrario, e qui qualcuno che è favorevole o contrario. E negli accordi sono sottoscritti a suo tempo queste cose qua. Per cui adesso è inutile che mi dica la presa a 380 220 non ce lo posso mettere. Ma che discussioni sono? Sono cose che non servono a niente, servono a te per tutte le volte per reiterare queste robe. Però non aiutano la discussione, non aiutano la gente a capire se gli servirà o se non gli servirà, perché uno dovrà arrivare anche alla conclusione che non gli serve, che non è d'accordo, ma lo fa su presupposti concreti, non su cose che non stanno né in cielo né in terra. No, perché i ragionamenti devono essere basati su cose concrete. 400 milioni di euro di investimenti per metallizzare tutta la Sardegna, non per fare da dossare semplicemente. 350 milioni, 300 milioni di euro di investimento e di lavoro da dare in Sardegna, quindi per le imprese sarde, per gli artigiani sardi, garantire la possibilità che le imprese qua possano lavorare, quindi non cose che vengono scritte e poi non vengono realizzate. Questi sono gli impegni, a questi dobbiamo stare, sono questi che noi dobbiamo fare rispettare. Per fare questo sarebbe opportuno che la Regione Sardegna, chi governa la Regione Sardegna, non tenga gli impegni che sono già sottoscritti con Galsi, loro non sanno bene di che cosa parliamo. Non sono cose delle quali dobbiamo riaprire la discussione, sono chiuse, certamente, ma sono d'accordo con te che bisogna che lo sappiamo più. Infatti a quelli gli chiediamo conto tutti e io per primo gli farò un'interrogazione subito per chiedergli conto delle cose che non stanno facendo, perché devono informare la gente che questa è un'opportunità reale per tutti, non solo per te, per me, ma per tutti. Poi uno può arrivare alla conclusione che non gli serve, che preferisce avere la pobolezza del gas in casa, che preferisce distribuirlo in un altro modo, ma sarà, come dire, fondato su un ragionamento concreto, avrà conoscenza delle questioni e allora non potrà dire sono contrario a così. No? Così come le contropartite, e qua mi permetto di non dare una malattiana che non è assolutamente bisogno della mia mano, ma certamente le questioni di carattere ambientale sono assolutamente viste molto bene. Loro hanno tecnici, professionisti che non sono politici di mestiere, ma gente che valuta le condizioni dal punto di vista ambientale per dire se la contropartita che si mette in piedi vale la candela oppure no. E non sono due alberelli di eucalipto che non servono a un accidente, ma significa riforestare l'intera Sardegna. Per quanto riguarda la stessa cosa al mare, siamo tutti gente che vive di mare, che vive di terra, che vive di cose, e tutti abbiamo a cuore le sorti della nostra terra, della nostra Sardegna, che la vogliamo splendente come sempre. Però non vogliamo soltanto contemplare il paesaggio come una cartolina che rimane affissa sugli alberi, la gente rimane lì a pregare affinché dalla cartolina esca qualcosa. Vogliamo concretamente fare in modo che le cose si possano realizzare senza deturpare nulla e facendo in modo che le cose si realizzino.
Però una volta che le cose si sanno, uno decide che è contrario. E questo è legittimo. Signore, io rispetto la sua posizione. Signore, io rispetto la sua posizione. La rispetto. Io non le manco di rispetto perché rispetto la sua posizione, la rispetto fino in fondo e non conosco certamente perché conosco lei. E non mi permetto neanche di dirlo. Infatti non lo sto dicendo, sto semplicemente dicendo che prima di esprimere un parere dovrebbe essere concretamente in grado di sapere qual è il progetto di gas. Va bene. Grazie onorevole, adesso passiamo alla parola ai rappresentanti di Grazia, così rispondono alle domande perché devono andare via, qui se vuole che possiamo proseguire il dibattito. Hanno premura di andare purtroppo. Hanno premura di andare purtroppo. Facciamoci rispondere prima le domande e poi fai la facciamo rispondere prima le domande che hanno posto e dopo vediamo se rimane un po' di tempo per fare altri quesiti. Sì, Cristian, il microfono. Ti voglio rispondere. Con i documenti vostri. Sì, iniziamo con Guardo rapidamente l'altro microfono. Per riprendere una domanda fatta dalla signora Vigo e poi è stata ripetuta un'altra sulle quali anche il Presidente di Lega chiedeva chiarezza. La sentita pescatori, quindi le attività di pesca, allora non c'è alcun tipo di interdizione né limitazione nel momento in cui la struttura sarà in funzione sulle attività di pesca. Nel 2008 abbiamo già incontrato tutte le associazioni regionali di pesca, Pesca, Lega Pesca, Associazione Acquatori Stato e abbiamo fatto una presentazione del progetto presentando gli aspetti tecnici e abbiamo convenuto di essere d'accordo con loro che organizzeremo un ulteriore incontro e prenderemo contatto in una fase più vicina all'inizio della costruzione per eventualmente concordare indennizzi durante la fase di cantiere se ci saranno limitazioni, perché ci saranno delle imbarcazioni che ovviamente dovranno usare il tubo in quelle aree evidentemente non si può intervenire, ma una volta che il tubo sarà e saranno indennizzati secondo dei criteri che stabiliremo direttamente con le associazioni regionali della pesca. Finiscono, mi sguardi signora, saranno indennizzati per lei cosa vuol dire? Che i loro figli pescheranno tranquillamente, l'acqua sarà fritta e mantenuta tale o riceveranno dei soldi? Riceveranno un indennizzo in allora non servono i soldi, stiamo parlando di salvaguardia di quello che è già poco. Parte lei. Questo per la fase di cantiere, infatti preciso, come ho già detto, non ci sarà alcun tipo di limitazione e restrizione, si potrà pescare con qualsiasi tipo di pesca, a strascico o non a strascico, in qualsiasi area. L'unica attenzione sarà nei punti di ancoraggio che evidentemente sopra il tubo verranno rimappati in modo da non posizionare neanche quelli che sono sul. Questo per quanto riguarda la pesca. Per quanto riguarda la Finanopolis, qua quello che posso leggere sono le prescrizioni del Ministero dell'Ambiente. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere concordato con l'ISPRA un programma di censimento e tutela degli esemplari di Pinanosis per tutti i fondali interessati dalle operazioni, per la loro individuazione, rimozione e riallocazione in aree sicure. Le attività dovranno essere effettuate da personale esperto secondo modalità stabilite in accordo con la supervisione
relativi ancora una volta a come devono essere fatte, a cosa si deve fare, si deve rivolgere il comune per avere garantito la realizzazione delle pretende, per avere garantita la legalizzazione, possono parlare al collega che di nuovo spiegherà. Allora, una brevissima postilla sulla vicenda ambientale. Allora, il procedimento ambientale è durato più di 2 anni, gli studi precedenti sono durati 2 anni. Allora, sicuramente noi non siamo Deus ex machina, no? Non siamo conoscitori di tutta la scienza ambientale di questo mondo. Credete però che tutte queste cose sono state fatte in maniera coscienziosa, approfondita, verificate. Allora, voi pensate che sia nostro interesse iniziare un'opera e poi piantarla lì perché giustamente o l'ARPA o l'ISPRA o il Ministero Ambiente ci fermi? Cioè ci verrebbe a costare enormemente di più. Allora sicuramente l'attenzione che è stata posta in fase di studio, che era posta in fase di lavorazione, sarà altissima per la questione ambientale. Allora, dico un'altra cosa sulle questioni ambientali. Il discorso della CO2 in fase di lavorazione, ripiantumazione eccetera. Signori, il metano, l'avete detto bene già voi, è il combustibile che dà il minor contributo di emissione di CO2 perché ha un atomo di carbonio e 4 di idrogeno nella molecola. Già l'etano, il propano eccetera eccetera diventa il C2, C3 eccetera, e l'idrogeno pesa molto poco, pesa 1 contro il carbonio che pesa 12. Va bene? Quindi quando parliamo di meccanizzazione parliamo di contributi, voi usate il GPL adesso, gas propano, ok? Allora c'è un'enormità di differenza nelle emissioni, vuol dire che la meccanizzazione salverà, contribuirà in maniera molto significativa alla riduzione del CO2. Non mettiamo altre questioni sul tavolo perché effettivamente sarebbero assolutamente mal poste. Allora, 2 parole adesso veloce ancora sulla distribuzione e sulle compensazioni. Allora, io speravo di essere stato chiaro. La separazione di tutti i procedimenti che riguardano il mercato libero dell'energia significa anzitutto che chi fa la distribuzione, che chi fa il trasporto, scusate, non può fare istituzionalmente per legge la distribuzione. Questo deve essere chiaro, ok? Quindi, per rispondere banalmente a chi ha fatto la domanda provocatoria, Gassi non può fare il lavoro della distribuzione. Gassi non può neanche garantire a questo punto, perché Gassi non ha questa forza, e ci spiace a noi riconoscere anche che ci sia la connessione tra il tubo principale e l'azione e noi non possiamo garantirlo noi, perché l'ha detto? Quando l'ho detto io? Io non voglio essere frainteso da lei, è chiaro? No, io non mi sto arrabbiando. Voglio dire solamente che questo non è istituzionalmente possibile per noi, ok? Concordo invece con quanto diceva l'assessore prima, che questo è un problema che è giusto porsi, perché il problema non è di una semplice bretella di 5 km, 10 km, ma anche di 40, di 50 km a volte. E sicuramente questo è un problema che va posto, è un problema che va posto. Allora, e arrivo alla questione delle compensazioni, perché nella scorsa iniziale che io vi ho fatto per quanto riguarda chi adesso deve intervenire, vi ho detto chiaramente che la Regione ha un potere molto importante, che è quello di dare un'intesa. Senza l'intesa il decreto non esce, ok? Quindi voi avete il diritto di dialogare con la Regione su questo argomento. Allora, la Regione è chiaro che si deve porre il problema oggi di come possono essere fatte queste connessioni. Però la legge dà gli strumenti, come vi dicevo prima, perché queste connessioni, se
non le realizza qualche distributore che ha anche la possibilità di fare il trasporto, che non tutti la possono fare, la può realizzare se richiesto la SNAM Rete Gas. La SNAM Rete Gas ha i meccanismi per essere ripagata da questo investimento, perché la legge glieli consente, come gli consente di essere ripagato sulle grosse dorsali di trasporto. L'ultima cosa che voglio dire sulle compensazioni: è chiaro che da come lavora SNAM Rete Gas su diciamo questi progetti, SNAM Rete Gas viene ripagata per un X% all'anno per 15 anni su questi investimenti solamente per quello che è a progetto più compensazioni. Quindi se qualcosa non è nel progetto o nelle compensazioni, SNAM non la realizza perché non può essere ripagata. Ora, il discorso da fare con la Regione a livello di intesa deve toccare anche questi aspetti, ovviamente con un limite, perché non si può chiedere l'impossibile, come ho sentito questa sera, perché un'opera è chiaro che deve avere la capacità di stare in piedi, perché se non ve lo dice SNAM Rete Gas questo, ve lo dirà il Ministero dello Sviluppo Economico, quindi ci deve essere un balance ragionevole di quello che viene chiesto rispetto al valore del progetto. Non dimenticate che il Ministero dello Sviluppo Economico e SNAM Rete Gas hanno 30.000 km realizzati sul continente e su questi ci sono ormai degli standard dal punto di vista di quello che viene concesso e di quello che non può essere concesso. Quindi la cosa che vi chiedo, che vi dico, è chiaro che non è nel mio potere, chiedete ma ragionevolmente. Grazie. C'è una domanda che raccolgo dal pubblico e riguarda alcuni agricoltori che sono nell'elenco degli espropriati e sono preoccupati per quanto riguarda i loro frutteti, i vigneti, loro dicono che sono di particolare pregio e alcuni anche molto antichi. Ecco, che rassicurazione potete darmi? Come abbiamo avuto già occasione di parlare in una riunione precedente, il problema è molto semplice. Noi, è inutile che lei fa il problema è molto semplice. Noi diamo un indennizzo a tutta quello che è il soprassuolo e questo indennizzo deve compensare il mancato reddito dell'invito di 5 anni finché erano in opera nelle stesse condizioni di produzione prima ancora che venisse pagato per cui quando il precarista verrà da voi per poter approfittare per poter concordare ci saranno dei prezzi stabiliti dalla regione. Noi abbiamo già concordato con la regione i prezzi che quelli che sono normalmente pagati nel tuo territorio santo per quanto riguarda i mulini, per quanto riguarda tutto il grano, tutto per il soprassuolo, viene compensato secondo i parametri che sono in essere in regione. Posso fare una domanda? L'unica domanda la devo fare al consigliere Coccolò perché ormai sì, stiamo finendo e signori devono andare via. Ho sentito male o ho sentito bene? Cioè, ci sono 350 milioni stanziati per la distribuzione, capito bene? 400 milioni di euro. Che sono in regione stanziati, cioè che vengono dalla che la regione ha già che la regione nel 2007 ha stanziato per realizzare l'arresto infrastrutturale al di là della dorsale, per realizzare le diramazioni nei territori, nei 38 bacini, 400 milioni di euro, e ha chiesto a un altro progetto che tocca pagarsi di mettere 300 milioni di euro di investimenti per dare lavoro in Sardegna.